Buongiorno a tutti voi, ben ritrovati. 11:30 puntuali, parte come sempre ormai, come siete abituati a vedere ogni giorno, l'edizione straordinaria. Apriamo questa giornata, una giornata peraltro molto importante perché a Roma è in corso in Senato la discussione sul decreto elezioni, il decreto che accorpa, lo sapete, a settembre in un'unica tornata elettorale tre diverse elezioni, ovvero le regionali e le comunali, ma anche il referendum per il taglio dei parlamentari. Ma è una giornata importante anche perché si è aperto questa mattina il Consiglio d'Europa che dovrà in qualche modo gettare le basi del Recovery Fund. Il Presidente del Parlamento Europeo, Davide Sassoli, ha già preso parola e quindi insomma ci sono davvero molte cose da dire. Io ringrazio il nostro primo ospite, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Andrea Martella, che ci ha raggiunto, ci raggiungerà tra poco. Insomma, chiedo alla regia di farmi sapere quando ce l'abbiamo, perché abbiamo davvero tanti temi sul piatto. Ma prima di dare la parola a Andrea Martella, vi facciamo sentire che cosa è accaduto ieri in Senato, perché oggi si è tornati a votare, ma insomma ieri in Senato è scoppiata la bagarre, perché il decreto elezioni doveva essere votato ieri, ma non c'è stato il numero legale. I parlamentari erano soltanto 149, ma della mancanza del numero legale ci si è accorti soltanto in serata. Insomma, non succedeva una cosa del genere dal 1989. Guardate che cosa è accaduto. Dichiaro chiusa la votazione. Mi sembra che il non passaggio sia approvato. Dichiaro sospesa la votazione. La seduta. La controprova è stata richiesta la controprova. Chiudere le porte. Chiudere le porte. Chi è favorevole al non passaggio agli articoli, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro aperta la votazione. Presenti 208. Votanti 207, favorevoli 102, contrari 105, il Senato non approva. Accusatio manifesta. Senatore Calderoli, la controprova è stata chiesta. Quando lei ha detto dispongo la controprova, ha detto correttamente si chiudano le porte. Il momento che noi stiamo vivendo, legato all'estensione anche nelle tribune superiori, consente ai questori di verificare che queste tre porte d'ingresso siano chiuse, ma non che siano chiuse quelle del palchetto del primo e secondo ordine. Era evidente a tutti che nelle tribune di primo livello le persone che adesso ci sono non c'erano, e se voi applaudite perché vincete per 3 voti dovreste nascondervi non nelle tribune. Grazie. Allora, senatore Calderoli, io ho chiesto che fossero chiuse tutte le porte di accesso, comprese le tribune, e ho chiesto ai senatori questori di verificare che fossero chiuse. Io non posso verificarlo da qua, ma chi è preposto a questa funzione lo deve fare, perché
la responsabilità è in capo a chi ha una precisa e specifica funzione e lei come vicepresidente lo sa bene. Insomma, questo è quello che è successo ieri in Senato. Oggi il Senato ci riprova, è in corso il voto sul decreto elezioni. Insomma, cercheremo di capire nel corso di questa giornata se finalmente ci sarà una data. Sapete che insomma, la data che più, insomma, quella che pare stia acquisendo più punti è quella del 20 settembre, ma c'è il problema della riapertura delle scuole. Potrebbero aprire ed essere costretti a chiudere per una settimana proprio per lasciare lo spazio ai seggi. Insomma, è una questione piuttosto delicata. E poi, come vi dicevo, l'apertura del Consiglio europeo, il Recovery Fund, e dopo, se torniamo nel nostro territorio, c'è un'altra notizia molto pesante, che è quella che Regione e Comune di Venezia non hanno approvato il bilancio dell'autorità portuale. Dunque il rischio è quello di andare verso il commissariamento. Lo vedo collegato e lo ringrazio per essere con noi questa mattina. Andrea Martella, buongiorno, grazie. So che c'è stata qualche difficoltà tecnica, ma insomma ci siamo. Sì, grazie, buongiorno a lei e a tutti voi. Buongiorno a lei per averci raggiunto. Allora è una giornata calda, noi abbiamo fatto vedere la bagarre che c'è stata in Senato ieri, adesso insomma ci si riprova perché in ballo c'è il decreto elezioni, bisogna un po' capire che cosa succederà. Questo è quello che sta accadendo in questo momento, ma contemporaneamente si è aperto anche il Consiglio europeo, quindi l'altro grande tema è quello del Recovery Fund. Io però vorrei partire dagli stati generali dell'economia che sono ancora in corso, perché so che lei ha avuto un incontro proprio con il comparto dell'editoria, editoria che insomma come tanti altri comparti, quello degli albergatori, ieri ci sono stati dei problemi, ma anche quello dei lavoratori dello spettacolo sono in difficoltà. Che cosa è emerso da questo incontro? Ma è emersa la necessità di lavorare nel corso di questo periodo per aiutare e sostenere la nostra industria culturale, turistica e anche quella del mondo dell'editoria, sia con dei contributi che servono per affrontare la situazione di questo periodo, sia soprattutto per individuare degli interventi per rilanciare le politiche culturali e quelle relative all'editoria. Un incontro positivo che avrà seguito con delle azioni concrete che stiamo definendo, che peraltro erano già alla base di un'interlocuzione molto forte nel caso dell'editoria e che ha già portato delle misure contenute negli ultimi decreti che ora andranno stabilizzate e soprattutto andranno pensate per il futuro in una prospettiva di crescita. Si tratta un po' insomma di iniziare a ragionare sul mondo dell'informazione, dell'editoria in generale con un occhio diverso. Ci ha abituato questa pandemia ad avere a che fare forse in maniera diversa con i mezzi di comunicazione, ad averne un bisogno differente a livello di approfondimento, ma anche insomma di vero e proprio servizio pubblico. Noi l'abbiamo un po' toccata sulla nostra pelle questo cambiamento. Immagino che il ragionamento che state facendo da Roma sia un po' in questa direzione. Ma noi abbiamo compreso, se qualcuno aveva qualche dubbio, ha avuto la possibilità di considerarlo meglio, quanto l'informazione della stampa sia un presidio per la nostra democrazia e quanto un'informazione trasparente, affidabile e corretta possa aiutare la formazione di un'opinione pubblica responsabile e quanto sia stato avuto in questo periodo anche da parte dei cittadini con un'informazione corretta che li aiutasse ad avere dei comportamenti adeguati in una fase così difficile come quella che abbiamo vissuto e stiamo vivendo. E per questa ragione abbiamo chiesto a tutta la filiera della stampa di rimanere aperta durante questo periodo, e per questo che abbiamo conosciuto un aiuto e un sostegno a tutto il sistema, anche quello delle radio e televisioni locali, con l'obiettivo di sostenere chi ha fatto servizio pubblico e con l'obiettivo, per quanto mi riguarda, di fare della libertà di stampa e dell'informazione, assieme alla trasformazione digitale e tecnologica, diciamo così, i due assi attorno ai quali costruire la prospettiva
del nostro sistema dell'editoria, del giornalismo e dell'informazione. Senta, torniamo agli stati generali dell'economia. Sta emergendo in questi giorni una sostanziale mal di pancia, insomma, da varie categorie. Ieri poi c'è stato anche quello degli albergatori con varie scuse e poi le dichiarazioni di Bonomi. Se lei potesse rispondere direttamente a Bonomi in questo momento, che cosa gli direbbe? Il governo è stato un po' additato di insomma, poca concretezza, o quantomeno il mondo dell'imprenditoria dice noi abbiamo bisogno adesso. Innanzitutto, per correttezza e completezza, mi fa dare la notizia nel frattempo, come avete fatto vedere il servizio di ieri, ma nel frattempo il Senato ha approvato la fiducia al decreto di cui avete parlato e quindi insomma è una giornata calda a cui faceva riferimento e sta prendendo già nelle votazioni al Senato una piega diversa, la maggioranza ha ottenuto la fiducia. Ecco, la notizia ce l'ha data lei in diretta, allora perfetto. Oltre a questo, diciamo che sono stati questi giorni di ascolto con le forze sociali, produttive ed economiche. Non c'è dubbio che i toni del presidente Bonomi sono stati toni che non hanno risparmiato critiche al governo, è come se avesse scelto un atteggiamento abbastanza antagonista. Ho avuto modo di dire l'altro giorno che forse qualche tweet in meno e qualche riunione in più, un approfondimento superiore può essere utile rispetto ad un'esposizione così frontale, soprattutto se il presidente di Confindustria chiede un atteggiamento di concertazione sul modello Ciampi. E allora se si chiede questo modello, allora poi è un po' complicato limitare la propria azione ad un atto di accusa verso il governo. Dopodiché molte analisi sono condivisibili, l'Italia ha affrontato questa pandemia e si appresta oggi a ripartire e a trasformare il proprio sistema con carenze e difficoltà strutturali che vengono da anni di pochi investimenti, di poca innovazione. Questa sfida andrebbe affrontata tutti quanti insieme, questo è lo spirito degli stati generali di questo incontro, elaborare delle azioni concrete a seguito di una grande consultazione che possa permettere al nostro sistema produttivo di rilanciarsi. Molti interventi sono stati già realizzati nel corso dei decreti che abbiamo approvato, ora bisogna porsi una meta più ambiziosa, quella di trasformare, di ricostruire, di individuare nuovi settori sui quali puntare e facendoci trovare pronti anche rispetto alle politiche europee e al piano di risorse che dal Recovery Fund ci potrà essere assegnato. Ma infatti è stato detto da più parti, questo insomma bisogna assolutamente sottolinearlo, il grande impegno del Premier Conte, insomma non si può dire che non ce la stia mettendo tutta, ecco questo è davvero stato detto da più parti. Forse l'anello mancante adesso sono i vari decreti, no? I famosi decreti attuativi, perché la maggior parte dei provvedimenti che sono stati decisi da questo governo mancano appunto di quella fase che li rende poi attuabili sul territorio. Qui è prevista un'accelerazione. Sì, qui si sta veramente accelerando, mi lasci però anche dire che i decreti attuativi fanno seguito all'approvazione di decreti in Parlamento, per esempio il decreto rilancio non è ancora stato approvato, deve essere ancora convertito, cioè è legge perché è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che è votato dal Consiglio dei Ministri, ma deve essere convertito dal Parlamento. 80 giorni, appena avverrà la conversione possono essere fatti i decreti. Ne stiamo anticipando, stiamo accelerando anche sul tema dei decreti attuativi del decreto Cura Italia, ne è stata fatta circa la metà, farlo molto velocemente, più velocemente significa produrre delle decisioni che prima arrivano nelle tasche dei cittadini e delle imprese. Noi sappiamo in questo periodo quanto ce ne sia bisogno e per questo stiamo lavorando, però è una macchina perfettamente in funzione che sta andando avanti. Se lei pensa che abbiamo fatto 2 decreti in pochi giorni, in poche settimane, con 80 miliardi, si dà l'idea dello sforzo, della vastità di misure che sono state assunte. Possiamo fare un passaggio sull'incontro di Conte ieri con Mattarella, con il Presidente?
Ma è un incontro che si fa di consuetudine prima dei vertici europei, in cui è stata ribadita quella che è la posizione dell'Italia. Del resto lo diceva anche lei, proprio grazie alla spinta dell'Italia l'approccio europeo si era radicalmente modificato rispetto a quanto era avvenuto fino agli ultimi anni. Oggi arriviamo al Consiglio europeo con una politica sicuramente diversa, con un'Europa più solidale. Per usare una metafora ciclistica, adesso abbiamo l'ultima scollinatura, quella più faticosa, prima di toccare il traguardo. Il negoziato andrà continuato per definire una volta per tutte quelle che sono le linee e il finanziamento del Recovery Fund e degli strumenti a disposizione dei vari paesi, che sono, oltre al Recovery Fund, il Fondo SURE e il tanto famoso ormai MES, che peraltro è completamente cambiato rispetto al passato. Quindi siamo ad un punto cruciale. Nell'incontro di ieri Mattarella, il Presidente, ha ribadito la necessità di procedere con rapidità, correttezza. È un appello, un invito assolutamente da condividere, che segna la collaborazione tra la Presidenza della Repubblica e Qual è il rischio, secondo lei, che ci sia un gioco al ribasso di questi famosi, di questo piano dei 750 miliardi? Cioè, adesso che si apre il Consiglio europeo, che cosa rischia l'Italia? Ma io non penso che ci sarà un piano ribasso di 150 miliardi, credo che ci saranno alcune resistenze ancora di alcuni paesi e credo che non ci vorrà ancora qualche giorno per chiudere questa trattativa, forse ci vorrà ancora il mese di luglio. Non credo che ci siano rischi, se non il fatto che dobbiamo essere tutti consapevoli che questi finanziamenti non possono essere dati a pioggia, non possono essere dati per spese correnti, ma devono invece essere usati per piano di riforme. Ed è a questo che noi vogliamo farci trovare pronti, un piano di riforme a favore delle infrastrutture materiali e immateriali, a favore della green economy, a favore della istruzione, a favore della digitalizzazione del nostro paese e della sua trasformazione tecnologica, che abbiamo visto in questo periodo quanto sia diventata necessaria per poter lavorare, studiare e servirsi di tanti altri strumenti. Senta Martella, stiamo ridisegnando un paese, allora stiamo provando a ridisegnarlo, poi intanto però in Veneto succedono cose come quella che ha riguardato, insomma ha sentito nella sua Venezia, il porto, dove comune e regione non hanno approvato il bilancio, nonostante insomma il bilancio sia stato buono, con un buon avanzo, e quindi anche qui il rischio potrebbe essere quello del commissariamento. Come commenta quello che è accaduto? Guardi, io non ho elementi sufficienti in questo momento per fare un commento. Sono in contatto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti già da ieri per una valutazione tecnica di quanto è avvenuto e per poi una verifica anche di quello che sarà la posizione del governo. Non c'è dubbio che il porto è una realtà fondamentale per Venezia e non solo. Venezia è il suo porto e il porto di Venezia rappresenta un'economia fondamentale non solo per Venezia ma per tutta l'Alto Adriatico e non solo, visto i collegamenti che può avere. Dobbiamo evitare che ci siano situazioni di paralisi, di stallo e naturalmente dobbiamo verificare con puntualità quello che è successo, mi auguro senza strumentalizzazione di carattere politico, senza volontà di contrasto messe, diciamo, magari in questo momento particolarmente delicato ad arte rispetto alla situazione che si è venuta a creare. È una valutazione però che ritengo di concludere nel corso delle prossime ore. Senta, allora ce l'ha data lei la notizia, sì al decreto elezioni, quindi significa che in autunno insomma, gli italiani sono chiamati ad esprimere il loro voto su più fronti, anche per il referendum sul taglio dei parlamentari. Se è arrivato, ovviamente adesso il problema è legato al gioco delle date. Facciamo un ultimo passaggio su questo, poi la liberiamo. Ma le date sono quelle del 20 e del 21 di settembre.
ma anche perché essendoci Election Day sarà poi il governo con un decreto a dover stabilire la data che riguardi tutte le regioni e anche la votazione sul referendum costituzionale. Quindi diciamo è una data che è il frutto di mediazione. Che mediazione? La possibilità di poter fare una campagna elettorale non proprio nel mese di agosto, la possibilità di svolgere questa campagna elettorale con delle modalità democratiche, cioè dando il tempo alle forze politiche di poterla fare e di organizzarsi, e contemporaneamente la volontà di ancora essere molto cauti dal punto di vista sanitario e quindi di non andare troppo oltre il mese di settembre per evitare, speriamo, che ciò non avvenga, ricadute per quanto riguarda il virus. Quindi mi pare una data di mediazione giusta. Rimane il tema della... Che ha creato tutta questa confusione, questa data? L'ha creata, direi, il centrodestra tra le forze politiche presenti in Parlamento e i governatori, anche alcuni del centro-sinistra, per la verità, che avrebbero voluto votare prima, magari a fine luglio, però questo voto a fine luglio è stato ritenuto molto difficile da parte delle autorità sanitarie, dato tecnico-scientifico, e aggiungo anche particolarmente complicato dal punto di vista di quelle garanzie democratiche di svolgimento della campagna elettorale di cui prima facevamo riferimento. Peraltro in un momento di ripresa in cui nel nostro paese mi auguro ripartano anche un po' delle attività. Certo. Io la ringrazio, insomma sicuramente questa sarà un'estate calda, bene insomma che questa approvazione è arrivata, grazie per essere stato con noi, la liberiamo, so che insomma il suo tempo è prezioso, grazie, buon lavoro ad Andrea. Come sempre, presto, arrivederci. Grazie Andrea Martella, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Avete sentito allora che cosa c'è sul piatto? Il voto in autunno, il Consiglio europeo con il Recovery Fund, il grande tema dell'autorità portuale di Venezia, peraltro il candidato sfidante Arturo Lorenzoni, quindi per il centro-sinistra, sfidante ovviamente per le regionali, ha già fatto un post interessante proprio su questo, a breve lo leggeremo assieme, ma proprio per farvi capire, chiarire un pochino la questione, guardate il servizio preparato dalla redazione di Venezia proprio su quello che è accaduto ieri sulla votazione con l'intervista a Musolino. Semplicemente con due firme diverse. Pino Musolino sventola in aria le due dichiarazioni di voto contrario arrivate qualche ora prima durante la seduta del Comitato di Gestione del Porto di Venezia che ha bocciato a sorpresa il bilancio consuntivo 2019. Il presidente dell'autorità portuale non si dà pace per una decisione che ritiene devastante per l'attività dell'ente che presiede e inspiegabile a fronte di 10 milioni e mezzo di euro di utili e 26 milioni di avanzi di bilancio. Faccio fatica a provare a razionalizzare l'irrazionale. Io so che noi abbiamo presentato un bilancio perfettamente in salute, perfettamente regolare, vistato dai revisori dei conti che sono nominati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal MIT, senza nessun tipo di rilievo o osservazione critica. Come è stato motivato il voto contrario? Non lo so, c'è stata una votazione con due dichiarazioni di voto identiche, analoghe, senza nemmeno aver cambiato il font o le virgole. Sono state fatte delle osservazioni che non sono o pertinenti o pienamente giustificate. Accanto a Musolino i rappresentanti delle compagnie dei lavoratori portuali di Venezia e Chioggia. Quanto accaduto stamattina non rende possibile utilizzare gli avanzi di amministrazione per distribuire fondi ai lavoratori portuali e alle imprese come stabilito dal decreto Rilancia Italia. Troveremo 150 portuali fra 10 giorni senza stipendio. E oltretutto senza un motivo valido da poter giustificare la cosa. Per noi è un momento molto grave e pericoloso, a quasi chiusura societaria. I voti contrari al bilancio sono stati dei due membri del comitato di gestione nominati rispettivamente da Regione e Città Metropolitana di Venezia, ma Musolino respinge qualsiasi dietrologia.
Ministero è stato immediatamente informato stamattina nelle sue articolazioni tecniche, abbiamo dato una serie di indicazioni, poi ho cominciato anche a dare delle informazioni a più ampio spettro anche al Parlamento. Mi pare che ci sia un grandissimo cortocircuito tra quelle che sono le misure e i desiderata di un paese che chiede fai funzionare i porti e il lato concreto che i porti li sta facendo inciampare. Eccolo qui il post di Arturo Lorenzoni, vediamo se la regia riesce a mostrarvelo, insomma lo leggo io. Allora, Arturo Lorenzoni, post di Facebook, candidato alle regionali con il centrosinistra, quindi sfidante di Zaia, che scrive: per l'ennesima volta Zaia fa finta di non sapere niente, ma è suo il rappresentante che ha votato contro il bilancio dell'autorità portuale senza fornire alcuna motivazione. Risultato: ora i milioni di euro già stanziati per le imprese e i lavoratori sono bloccati e la responsabilità è anche sua. E il presidente della regione, come sui FAS, sul Mose, sull'azienda Zero che negava la possibilità di fare i tamponi, su molto altro, cosa risponde? Non conosco la questione. Io quando non conosco una questione la studio, a maggior ragione se sono chiamato ad amministrare la cosa pubblica. Così scrive su Facebook Arturo Lorenzoni. Allora, siamo in attesa di collegarci con Paolo Contò, il direttore del Consiglio di Bacino Priula. Parliamo di rifiuti perché il Consiglio di Bacino, che riunisce 49 comuni del territorio della Marca trevigiana, ha votato un interessante passaggio che solleva le imprese per il pagamento dei rifiuti riciclabili per i 2 mesi e mezzo in cui sono rimaste chiuse. Allora siamo in attesa, eccolo qua, lo vedo collegato, Paolo Contò, se la regia mi conferma che lo abbiamo. Buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Grazie per essere con noi. Insomma, so che questo meccanismo di Skype non è sempre facilissimo da utilizzare, ma la ringrazio per essersi collegato. Ho anticipato io brevemente la decisione che è stata presa dal Consiglio di Bacino Priula, ovvero quella di sollevare dal pagamento della tassa dei rifiuti le imprese che sono state ferme in questi mesi. Ci vuole un po' spiegare come siete arrivati a questa decisione? Con un percorso partecipato intanto, cioè coinvolgendo tutte le associazioni di categoria con un tavolo che però non è occasionale, è un tavolo permanente che abbiamo da oltre 10 anni, istituzionale, con i presidenti del CNA, del Confartigianato, del ASCOM e associazioni industriali. Questo tavolo ha prodotto intanto dei criteri, più che subito dei soldi. I soldi sono arrivati dopo come conseguenza di alcuni criteri di aiuto. Sono stati molto interessanti. Il primo è stato un criterio selettivo, cioè cercare di individuare chi più ha bisogno. Quindi nella giungla dei codici Ateco fissati dallo Stato per l'aiuto a queste aziende, noi abbiamo preferito aggiungere per esempio l'autocertificazione, cioè individuare bene attraverso anche la semplice dichiarazione delle aziende colpite da questo fenomeno. Quindi un criterio selettivo. Il secondo è stato quello di un criterio premiale ambientale, cioè premiare di più coloro che hanno un comportamento, hanno delle dotazioni anche di servizio concentrate sulla raccolta differenziata. Più si differenzia, più alto è l'aiuto che viene dato a queste imprese, quindi un criterio green, se vogliamo. Ecco. Sì. Infine un criterio di rete, perché insieme alle associazioni di categoria cercheremo di far arrivare più aiuti possibili anche a livello statale, che col decreto rilancio stanno pensando. Quindi, questi criteri hanno portato a delle riduzioni che saranno sottoposte all'Assemblea dei Sindaci, che è l'organo massimo di questo ente di governo che è il Priula, che dà le direttive al gestore per l'applicazione delle tariffe, è quello di ridurre intanto il complessivo totale che viene prelevato dalle utenze non domestiche, poi ridurre azzerandole nel periodo di chiusura evidentemente di questi 2 o 3 mesi,
azzerare le tariffe relative ai servizi per le raccolte differenziate, carta, vetro, cartone, plastica, accesso agli ecocentri, cioè tutto il mondo delle tariffe per la raccolta differenziata che nelle aziende ci sono ogni qualvolta superano i servizi familiari normali. Ecco, tutte queste tariffe in questi 2 o 3 mesi, a seconda del periodo, vengono azzerate. Poi daremo anche più o meno una Avete misura. fatto un calcolo esatto di che cifre stiamo parlando? Stiamo parlando che in questi 2 o 3 mesi, in quantità variabile, e felicemente variabile, perché abbiamo visto che alcune bar, ristoranti che hanno avuto la chiusura più lunga, si arriva anche all'80-88% di riduzione di questo periodo. Ovviamente altre attività che hanno meno dotazione di servizio o meno periodo di chiusura possono andare sul 50, 40, 60, quindi una variabilità che al minimo per chi ha una bassissima tariffa già prima va sul 12-15%, ma sulle vere aziende colpite si va a valori molto significativi. La devo bloccare, mi perdoni un secondo, perché esattamente alle 12 puntuali dobbiamo far vedere ai telespettatori il servizio preparato legato alla viabilità di Veneto Strade. Pochi minuti e siamo subito da lei. Grazie. Riaprirà domani al traffico il Ponte Mas sul torrente Cordevole tra Sospirolo e Sedico. Lavori conclusi con 2 settimane di anticipo su 8 previste. Un nuovo importante passo in avanti per l'area duramente colpita nelle sue infrastrutture durante la tempesta Vaia dell'ottobre 2018. Abbiamo fatto prima e non era scontato, ha commentato il direttore generale di Veneto Strade Silvano Vernizzi. Dopo la piena del torrente a causa della tempesta, il ponte aveva subito dei danni strutturali importanti. L'intervento è stato quindi mirato al consolidamento e al ripristino delle protezioni laterali del ponte ad arco, ricostruito più volte nel corso dei decenni anche in seguito alla Prima Guerra Mondiale. Oltre a rinforzare il ponte, si è approfittato per allargare la strada, la provinciale 12 pedemontana, rendendola più sicura. Lavori per 825.000 euro, che si uniscono in questi giorni a una serie di cantieri già aperti da Veneto Strade in altre 3 province, a cominciare dalla bonifica ambientale e messa in sicurezza della rotatoria Frova lungo la strada regionale del mare in comune di Jesolo. Nella provincia di Venezia sono in corso manutenzioni dell'asfalto in diversi tratti per oltre $500.000 di euro. Altri 169.000 euro sono stati destinati alla sistemazione del manto stradale lungo la regionale 53 Postumia nel Trevigiano e sulla tangenziale di Treviso. Qui, come sull'Annoalese, si sta intervenendo anche sulla segnaletica orizzontale. Asfalti e sfalci che riguardano infine anche il territorio di Rovigo, tra Gaiba, Calto e Ficarolo. Eccoci di nuovo in onda, questo è il punto sui cantieri della nostra regione che facciamo settimanalmente. Quindi torniamo da Paolo Contò perché ovviamente un altro tema molto importante è quello delle tariffe, delle utenze dei rifiuti, e in questo caso stavamo un po' affrontando questi mesi di chiusura, che cosa hanno significato dal punto di vista proprio delle tariffe, delle entrate per il Consiglio di Bacino Priula. Lei ci stava dicendo che alcuni bar e ristoranti che hanno chiuso per praticamente 2 mesi e mezzo, per loro l'80% della mole dei rifiuti non è stata fatta, e quindi voi avete deciso di fatto lo sconto, anzi sì, l'azzeramento. Poi dipenderà da quanti erano i propri servizi, certo, a disposizione, quanti sono, quindi ognuno ha il giusto proprio per la sua tariffa. Quindi si diceva sconti e azzeramento dei costi sulla raccolta differenziata aggiuntiva, ma anche abbiamo una riduzione della quota riferita al costo a metro quadrato, che è la cosa più fastidiosa, se vogliamo, anche se più ridotta, marginale normalmente, ma in questo periodo si ridurrà del 25% proprio nel periodo di chiusura. Annulleremo anche però per tutto l'anno i minimi, cioè gli svuotamenti minimi di secco che vengono addebitati anche con 0 svuotamenti, quindi in ulteriore misura, insomma tutta una serie di misure che
ammonteranno a un totale che è stimato, appunto non abbiamo tutte le aziende, non abbiamo ancora il numero di quanti sono queste aziende che avranno questa riduzione, ma si stima una minore entrata, quindi un minor costo per queste aziende di circa 1.700.000, 2 milioni e 2. Questa è la forchetta della previsione per l'anno 2020. Lo sapremo precisamente una volta raccolte tutte le autocertificazioni da parte delle utenze, che faremo partire non appena preparato il modulo insieme ancora una volta alle associazioni di categoria, e tramite anche loro lo faremo avere a tutti, non solo gli associati, ma a tutto il mondo produttivo, per farsi individuare tra i soggetti beneficiari. Quindi noi ci fidiamo delle loro dichiarazioni, i controlli magari li faremo dopo, ma intanto facciamo partire questo aiuto presto. Che di fatto è appunto l'aiuto immediato, che è quello di cui hanno bisogno in questo momento. Senta, ma il piano tariffario, quindi insomma il calcolo delle tariffe, lei ha parlato sempre prima di scelte condivise, come viene stabilito? Anche qui... Sì. Sì, scusi. Viene stabilito annualmente, ordinariamente, ormai da molti anni, dall'assemblea di bacino, cioè non c'è una tariffa approvata da ogni singolo comune, ma tutti i comuni riuniti, nel nostro caso sono 49, esaminano il piano finanziario annuale e normalmente determinano le tariffe per le utenze, quindi quanto costa lo svuotamento, quanto è la quota fissa, eccetera. Quest'anno, allo stesso modo, approveranno le tariffe, ma aggiungeranno un provvedimento speciale, che è quello delle riduzioni del sostegno alle utenze non domestiche, ma avremo anche la fascia di riduzioni per le famiglie che sono entrate in difficoltà. Ecco, approveranno anche la misura delle riduzioni. Quindi queste misure saranno oggetto di una delibera insieme a quella delle tariffe. Attualmente la scadenza è fissata a luglio, nel frattempo sono usciti solo acconti, quindi sono tutti oggetto di conguaglio, perché anche i consumi sono da verificare nella concretezza, però per il momento sono solo acconti. Quando ci saranno le tariffe saranno conguagliati alla misura necessaria e con le riduzioni applicate. Da voi siete stati artefici di un bel piano di migliorie del centro storico di Treviso. Dopo tutto quello che era accaduto, avete insomma approvato anche in questo senso un restyling molto interessante, che insomma potrebbe anche essere destinato a fare scuola, visto i vari centri storici del nostro bel paese. Anche qui immagino siete arrivati a questa decisione sempre per scelta condivisa, e ci vuole un po' raccontare brevemente che cosa è cambiato, che cosa potrà cambiare ancora secondo lei? Sì, le nostre città, soprattutto le nostre belle città storiche, meritano un'attenzione particolare anche al decoro, cioè non c'è solo la raccolta differenziata che è doverosa, ma anche è necessario inserirci adeguatamente. Treviso è l'esempio più lampante, è la città più importante che abbiamo, con monumenti e edifici storici che meritano un inserimento anche della raccolta differenziata adeguata. E in effetti noi vorremmo dimostrare, anzi lo stiamo già facendo con vari progetti a livello anche italiano, che si può fare una raccolta differenziata molto spinta, molto importante, come lo testimoniano i dati che ormai nell'anno scorso abbiamo superato l'86%, senza però rinunciare a un inserimento urbanistico adeguato. Quindi abbiamo dovuto inventare con Contarina delle strutture che potessero essere adeguate per le città. Quindi non esistevano, le abbiamo progettate insieme anche ai nostri operatori locali, aziende locali, proprio per inserirci adeguatamente. Treviso è quella che ha il più esteso utilizzo di queste attrezzature, e la gente lo vedrà passeggiando per Treviso negli angolini più caratteristici. Comincerà a vedere, non saranno tantissime perché gran parte delle situazioni si risolvono da solo, però dove è più delicato chiaramente completeremo con queste strutture, che peraltro abbiamo voluto condividere con la soprintendenza dei beni ambientali e architettonici, giustamente. Certo. Per cui
sono adatte. Ecco. Quindi insomma la notizia di oggi è quella della riduzione dell'azzeramento delle tariffe per i servizi di raccolta rifiuti riciclabili. Lei diceva fino all'80%. Prima di salutarci, riesce a farci un esempio concreto, ad esempio di un bar in centro storico, quanto risparmia? Ecco. Sì, ovviamente non dirò di nomi. No, non li vogliamo sapere, vogliamo solo fare una piccola proporzione anche per far capire alla gente, ai telespettatori di che cosa stiamo parlando, no? Ecco, sì, tanto per prendere un bar, un locale anche giovanile del centro storico che normalmente in 60 giorni, ma probabilmente anche chiuso di più, ma in 60 giorni l'anno scorso aveva un costo, aveva un bel giro di rifiuti prodotti, comunque aveva 615 euro in questi 2 mesi, la riduzione è di 492, in quel caso è l'81% di riduzione. Uno fuori delle mura, per esempio un ristorante fuori delle mura di Treviso, che normalmente in 2 mesi normali avrebbe avuto 327 euro, ha una riduzione di 209, cioè un 65%. È tutto legato anche a quante attrezzature di raccolta aveva. Andiamo fuori del centro storico e fuori anche lontano dalle mura, più nella zona standard normale. In 2 mesi un altro ristorante importante, significativo, pagava 663 euro in 2 mesi e ha una riduzione di 572. A questa riduzione ovviamente si dovrebbe anche aggiungere il secco non svuotato, ma è ovvio, no? Cioè, certo. Quindi la bolletta sarà apparentemente ancora un po' più basso, no? Se poi andiamo su un'industria che ha i servizi con tarina, che in questi 2 mesi una industria media, diciamo, aveva una tariffa di 1.300 euro, industria anche significativa, avrà 746 di riduzione, con il 57%. Poi ci sono i piccoli che hanno pochi servizi. Quanto vi costa tutto questo? Costa anche a voi, insomma, Sì, costano, sono riduzioni che se alle utenze fanno un risparmio di 1.700.000, 2.200.000, al sistema nostro costa 1.700.000, 2.200.000, quindi è parimenti il costo. Ecco. E questo, le fonti di finanziamento andremo anche a vederle con lo Stato, perché c'è una legge che è il decreto rilancio che prevede di trasferire dei fondi ai nostri comuni per questo. In questo momento dobbiamo anche emendarlo, perché la legge sembra non ricordare che la nostra situazione non ha la tassa dei rifiuti riscossa dai comuni, ma è una tariffa, peraltro sui rifiuti prodotti, riscossa da un gestore, ma sono sempre i cittadini che devono essere tutelati. Quindi abbiamo dovuto anche coinvolgere, oltre che il presidente dell'ANCI Conte, che è il sindaco di Treviso, anche i nostri parlamentari, perché ricordino a Roma che ci sono anche delle realtà un po' più avanti della media italiana, e quindi ricordarsi che i soldi devono arrivare anche per questi casi. Ecco, e questa era una precisazione che insomma intendevamo fare anche noi. Io la ringrazio per essere stato con noi, abbiamo la pubblicità proprio alle calcagna. Grazie Paolo Contò, il bacino Consorzio Priola, grazie per essere stato con noi. Grazie direttore. Allora sì, pubblicità, pochi minuti e poi subito con la Coldiretti a Vicenza per parlare anche qui insomma, di aiuti che potrebbero arrivare dallo Stato. Eccoci ben ritrovati, ancora l'edizione straordinaria. Io do il benvenuto al nostro prossimo ospite, Coldiretti Vicenza, il presidente Martino Cerantola. Grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Senta, noi continuiamo a parlare di questi famosi stati generali dell'economia. La Coldiretti ha denunciato un crack sostanzialmente di circa 12 miliardi di euro, cioè il Covid ha creato un danno agli agricoltori italiani pari a 12 miliardi di euro, insomma, dalle chiusure dei bar e ristoranti al calo delle esportazioni, c'è un po' di tutto. Avete fatto anche voi questa analisi nel Vicentino, com'è la situazione?
Ma diciamo che dobbiamo distinguerlo soprattutto tra le categorie, soprattutto il problema è sorto per chi produce e conferiva la catena Horeca, di conseguenza si è trovato in difficoltà se parliamo del settore vino. Per quel che riguarda la categoria più forte per la provincia di Vicenza, che è la produzione del latte, siamo anche fortunati perché abbiamo molte cooperative e siamo riusciti comunque a trasformare in formaggio e posizionarlo nella grande distribuzione. Di conseguenza su quel settore non ci sono stati grossi problemi. Un settore invece che ne ha risentito moltissimo è stato il florovivaismo, perché effettivamente è stato bloccato assieme al sistema della ristorazione e degli agriturismi con il pernottamento. Questi sono i settori che per la verità ne hanno risentito maggiormente di questo periodo. Che cosa ne pensa di come si sta muovendo lo Stato? Il bonus che è arrivato ai coltivatori, quante domande sono partite, come è stato gestito? Ma di domande ne sono state fatte molte a livello provinciale, non è la soluzione però per l'imprenditore agricolo, perché l'imprenditore agricolo, come tutti gli imprenditori vicentini, veneti, chiedono di poter lavorare seppur in sicurezza, e dobbiamo anche dire che effettivamente abbiamo tutte le carte in regola per essere in sicurezza, e di conseguenza sì, per carità è servito, è stato un aiuto, ma non è stata la soluzione per il problema imminente. Senta, durante il coronavirus c'è stata un po' la denuncia della speculazione dei prezzi, soprattutto per quanto riguarda quelli del latte. Che cosa è successo? Ma dobbiamo distinguere tra i conferitori e le cooperative, dove non c'è stata assolutamente una speculazione di prezzi, a chi invece conferisce al mondo industriale, che magari aveva le loro forniture che dovevano andare verso il canale della Horeca e di conseguenza si sono trovati in difficoltà. Devo dire anche però che in molti casi non è stato poi così giustificato, perché il risultato, se lo vediamo dal lato di alcune cooperative, loro hanno aumentato le vendite, per cui è stata proprio in alcuni casi una vera e propria speculazione da un lato. Dall'altro però, se guardiamo nel mondo dell'ortofrutta, c'è stato proprio un inizio rallentato nelle vendite, perché la gente non si muoveva, non aveva anche paura, e di conseguenza in parte potrebbe essere giustificato, però io le dico la sincera verità che il più delle volte non era poi così giustificato. Senta, voi avete dato il via, insomma, da subito, no, alla spesa a domicilio, ecco, devo dire che insomma è stato davvero un grande successo, un boom di richieste. È un sistema che pensate di poter continuare, magari soprattutto per le persone in difficoltà? Quanto vi è costato questa nuova modalità di interfacciarvi con gli utenti? Guardi, innanzitutto io devo dire che abbiamo delle aziende che si sanno adeguare moltissimo alle situazioni, e per alcune è stata effettivamente un'opportunità, perché abbiamo avuto molte richieste. Per carità, non sono tantissime le aziende che sono strutturate e organizzate per fare consegna a domicilio, però ho visto per esempio quasi tutti quelli che partecipano al mercato coperto di Vicenza si sono organizzati e sono state fatte molte, e stanno ancora tuttora facendo consegne a domicilio, e di conseguenza diamo una risposta, e sono ben contenti di dare una risposta alle persone che magari non possono muoversi o sono in difficoltà. Sicuramente questo è un servizio che andrà implementato e continuato nel tempo. Occupati per il maltempo, insomma, il maltempo di questi giorni e quello che è anche previsto nei prossimi giorni ha colpito duramente anche il Vicentino. Che rischi si corrono? Ma diciamo che tranne alcune piccole zone, per fortuna, visto quello che è successo nelle province limitrofe, Vicenza è stata anche fortunata da un lato. Dall'altro effettivamente ha avuto dei problemi di allagamenti per la grande quantità di acqua caduta, e
c'è un unico strumento comunque che ci permette, noi come imprenditori, permettete di salvare il salvabile e di conseguenza mettere nelle condizioni le aziende di creare e di farsi una situazione sui prodotti, perché effettivamente questo cambiamento climatico dall'oggi al domani effettivamente potrebbe anche precludere i raccolti di tutta la stagione. Abbiamo comunque dei settori che sono in difficoltà, perché se pensiamo a quelli dei cereali autunno-invernali, con grande periodo di siccità avremo sicuramente forti riduzioni di produzione. La pioggia in eccesso in alcune aree della provincia ha provocato ritardi nei trapianti, nelle semine per le orticolture, per cui stiamo parlando più che altro di ritardi di produzione che si ripercuoteranno fra qualche mese. Sarebbe già in grado di dirci, Martino, che cosa sta insegnando questo coronavirus, che cosa ha insegnato questa epidemia? Cioè, che riflessione si sente di fare per il mondo agricolo che rappresenta? Ma la prima riflessione che faccio è questa, che ci insegna che per il mondo agricolo, per dare il più possibile risposte agli utenti, innanzitutto noi abbiamo bisogno del cittadino, e mi auguro che il coronavirus abbia portato il cittadino a valorizzare ancora di più il prodotto locale, il prodotto vicentino, il prodotto italiano, riconosca effettivamente il ruolo importante che ha l'agricoltore nel territorio, da un lato. Dall'altro il mondo agricolo, gli agricoltori hanno capito e stanno capendo che la forza è nell'unione, nell'aggregazione, nel creare della cooperazione per riuscire a dare delle risposte 365 giorni al cittadino da un lato, ma anche alla grande distribuzione dall'altro. Ecco, questo è sicuramente un messaggio importante, anche perché poi peraltro adesso, al di là insomma anche dell'agroalimentare, voi avete fatto partire una campagna molto interessante, quella legata ai balconi fioriti, no? Acquistare una pianta per abbellire il proprio balcone, quindi per coinvolgere il più possibile i cittadini, insomma per dare una mano, ecco, al comparto. Che seguito ha avuto questa iniziativa e pensate di poterla riproporre? Ha avuto un seguito non molto ampio, però è un inizio, io ritengo che sia un inizio di un percorso, perché generalmente si lega il mondo agricolo al cibo e basta. Invece abbiamo molti agricoltori che sono florovivaisti, che producono un prodotto eccellente, e l'appello che faccio effettivamente è soprattutto al mondo dei giovani, che dove si concentra magari molto di più sui social, sui prodotti informatici, però devo dire che una bella pianta, un bel fiore nel balcone di casa non vuol dire abbellire solo la casa o l'ambiente, ma vuol dire anche dare uno sviluppo economico a quelle piccole, e il più delle volte sono piccole e micro aziende a livello familiare del territorio. In ultimissima battuta poi ci dobbiamo lasciare, perché a brevissimo, come sai, insomma alle 12:30 parte sempre la diretta del presidente Zaia. Ecco, dalla regione insomma che cosa è arrivato? Siete soddisfatti del confronto in regione in tutto questo periodo, insomma anche nell'emergenza? Diciamo che c'è stato un costante avvicinamento e rapporto, e di conseguenza sta a significare che la Regione ha a cuore anche il mondo agricolo, anzi su questo, per la verità, con questa Regione non ho dubbi che metta in primo luogo il lavoro dell'agricoltore, perché sa che effettivamente stiamo parlando di cibo e di benessere del territorio. Grazie Martino Cerantola, presidente di Coldiretti Vicenza, per essere stato in nostra compagnia in questa lunga diretta. Grazie e buon lavoro. Arrivederci.
Allora, noi siamo in attesa di collegarci con Marghera, come sempre, perché sta per partire la diretta del Presidente Zaia presso la sede della Protezione Civile. Vediamo se riusciamo a collegarci con il nostro zaino, oppure in attesa di un collegamento, ve la facciamo vedere intanto via Facebook. Allora, intanto vediamo di poter mandare in onda un servizio finché non riusciamo a vedere il collegamento che dovrebbe partire appunto tra pochissimo. Allora, un servizio interessante è quello che riguarda il comune di Paese, che ha deciso di pagare per le famiglie in difficoltà, ma non solo, per tutte le famiglie un posto spiaggia a Jesolo. Quindi è davvero la prima volta che accade, accordo tra due comuni, Jesolo e Paese. Sentite che cosa succederà. Ogni giovedì partirà da Paese un pullman che porterà 30 famiglie a Jesolo, mamma, papà e bambini oppure nonni e nipoti. Un modo per aiutare le famiglie che si sono trovate in difficoltà dopo l'emergenza coronavirus e che, vista la situazione economica, non riescono ad andare in ferie. Così l'amministrazione ha pensato di offrire il pacchetto ombrellone e sdraio. Sotto l'ombrellone con le 2 sedie a sdraio ci può stare la famiglia con 2-3 figli minori, quindi queste sono le linee guida che ci vengono dettate, però non vogliamo isee, vogliamo dare l'opportunità a chiunque di poter approfittare di questa iniziativa. Si tratta del primo accordo di questo tipo fra 2 comuni. Fra l'altro, se l'iniziativa dovesse riscuotere un buon successo, il comune di Paese potrebbe aumentare il numero di famiglie a cui offrire questa possibilità. Ci ha fatto molto piacere essere contattati dal sindaco di Paese quando ci ha proposto il fatto di portare i cittadini al mare. Per noi è stata comunque un'ottima idea e quindi abbiamo deciso di metterci a disposizione ulteriormente, offrendogli la tariffa che di solito riserviamo ai nostri residenti. Eccoci qua, siamo tornati in onda perché diamo la parola direttamente al Presidente. Eccolo qui. Io farò un intervento abbastanza veloce, un po' di cose da dirvi, poi vi lascio agli assessori. $9.235. Ricoverati scendono di 10. In ricovero positivi ne abbiamo solo 30. Quindi in tutto il Veneto ci sono 30 persone ricoverate ancora positive al tampone. Terapia intensiva, guardate per numero, 11. È impensabile. Centinaia. Quindi 11 dei quali 1 positivo e 10 negativi. Il totale delle persone che hanno perso la vita 1998. Purtroppo stiamo per superare la soglia dei 2000. Dei quali morti in ospedale 1423, dimessi 3527 più 10, nati 92. Allora, alcune informazioni. Prima, dopo ve ne parlerà l'assessore Lanzarini in maniera più ampia, però non possiamo anticiparvi le linee guida perché vogliamo anche, nel rispetto del Comitato Tecnico Scientifico, attendere il parere. Entro lunedì si chiude la partita delle case di riposo, dei centri per disabili rispetto alle visite. Ovviamente con una proposta molto più agile e leggera rispetto a quello che è l'ingresso dei familiari da un lato nell'andare a fare visita e dall'altro della presa in carico di nuovi ospiti. Voi sapete che noi abbiamo anche i nuovi ospiti, sapete che di fatto la macchina si è fermata con febbraio e quindi abbiamo un arretrato anche di presa in carico di pazienti, o meglio di ospiti che dovevano entrare nelle case di riposo sufficienti, non autosufficienti oppure in grado di gestirsi e che verranno ovviamente presi in carico. Stiamo parlando di 30.000 ospiti nelle case di riposo, stiamo parlando di 300 case di riposo in Veneto e di oltre altri 30.000 operatori.
Quindi la massa critica è importante. L'assessore Lanzarin ha fatto un lavoro assolutamente strepitoso. Considerate che è stato un lavoro di tessitura tra quello che sono le esigenze delle famiglie, degli ospiti, le esigenze del mondo, diciamo, della gestione delle case di riposo. Vi ricordo che non dipendono da noi le gestioni. E poi, non ultimo, tutto quello che è il tema del Dipartimento della Prevenzione, quindi il tema sanitario. Perché se c'è una preoccupazione nelle case di riposo è la nascita di nuovi cluster, no? Quindi che ci partano nuovi focolai. In generale poi, dopo volo d'uccello, l'assessore Lanzarin cercherà di dare un quadro anche dei incontri avuti. Su questo lunedì dovremmo avere il parere del Comitato Tecnico Scientifico, e quindi la realtà, diciamo, di natura clinica, epidemiologica e sanitaria più autorevole che ci sia, in maniera tale poi da provvedere fondamentalmente a risolvere i problemi che molte gestioni hanno anche da un punto di vista procedurale e di responsabilità. Che è successo? È venuto a dirvi che non si vede in TV? Oh, qua, da produttore a consumatore, cioè qua non si perde a chilometro zero addirittura. È ancora lì fuori il signore? Che dica che si senta qua, no? Cioè, se sopra in appartamento non vede la TV è meglio che si metta qui. Perfetto, bene. Allora, dicevo, quindi sulle case di riposo questa è la partita, scusate la distrazione che ho portato. Altra notizia di natura sanitaria, da oggi è pubblicato sul BUR, udite udite, il bando per i nuovi direttori generali delle ULSS. No, non è che li voglio cambiare, scadono, e quindi è stata avviata la procedura. Ovviamente poi ogni singola posizione ha una sua storia, no? Ci sono quelli che sono in età ormai da pensione, chi ha maturato i requisiti, eccetera. Poi queste cose le vedrà chi sarà titolato a farlo e quindi la nuova amministrazione. Però noi abbiamo l'obbligo di aver attivato e di attivare la procedura è ufficialmente attivata e quindi avviso tutti che l'avviso è pubblicato sul BUR, dura 30 giorni, quindi tutti coloro che hanno titolo per fare il direttore generale dell'ULSS possono candidarsi, poi ci sarà una commissione nominata dalla giunta regionale che avrà un rappresentante dell'università, del mondo accademico dice, un rappresentante della regione e un rappresentante dell'Agenas, quindi forse la commissione la faccio io direttamente, no? Oppure la giunta, non mi ricordo, ma è ininfluente nel senso che ci saranno, e sarà una commissione che non è che dice tu sì, poi farai il direttore, è una commissione che valuta i requisiti, cioè valuta che darà al Presidente della Regione una short list o una lista completa di tutti coloro che hanno titolo per fare il direttore. Sì, che devono essere dentro nell'elenco nazionale e che si sono dichiarati disponibili per fare il direttore in Regione del Veneto. Stiamo parlando di 9 ULSS e 2 aziende ospedaliere, perché vanno tutte in scadenza. Scusi, e lo IOV, scusate. Lo IOV. Sì, sì, riguarda anche il direttore generale Mantoan? No, il dottor Mantoan non c'entra niente. Procedura completamente diversa. No, è un segretario regionale come ragionassimo dei capi dipartimento, no? C'è l'ambiente, c'è la sanità, no, non c'entra niente il dottor Mantoan con questo. È fatto bene chiederlo, magari qualcuno non dia altre interpretazioni. Qui stiamo parlando di direttori generali. 31 dicembre, Presidente della Regione, o prima del 31 dicembre, presenterà la lista dei nuovi direttori generali. Quindi 30 giorni da oggi, se non ricordo male, quindi parte da oggi, è pubblicata oggi, e chi vuole mettersi a disposizione non deve fare altro che ovviamente mandare la sua disponibilità. E poi rispetto a questo voglio dirvi che questa mattina abbiamo fatto il solito incontro con i direttori generali.
Abbiamo parlato di due grandi temi. Il tema sicuramente è quello dell'accesso alle case di riposo, quindi l'assessore Lanzarin li ha già attivati rispetto a quello che dovrà essere, diciamo, una buona pratica per fare in modo che non ci siano problemi per le visite agli ospiti, e quindi abbiamo chiesto che ci sia flessibilità, ci sia comprensione e che si faccia in modo che gli ospiti possano entrare, ovviamente da lunedì, quando avremo approvato e firmerò l'ordinanza. E dall'altro abbiamo discusso del tema delle liste d'attesa. Voi sapete che, è bene dircelo con chiarezza, sapete che abbiamo avuto parecchi mesi di assenza di prestazioni. Noi abbiamo dovuto contrarre le prestazioni sanitarie da dopo il 21 febbraio, per mesi abbiamo dato una contrazione estrema, tranne che per gli oncologici, le cose urgenti. Ovvio che adesso noi abbiamo gli indicatori di giugno, ve li posso dire, ci dicono più 50% rispetto al giugno dell'anno scorso. Quindi è inevitabile, nonostante si stiano aumentando le linee telefoniche, si stia facendo il diavolo a quattro, è inevitabile che se tu hai migliaia, ci sono call center che hanno circa 10.000 telefonate al giorno, capite che far fronte a tutta questa massa di attività che arriva non è una cosa facile. Chiedo un attimo di comprensione, perché è come l'alluvione, no? Fino a un certo punto l'argine trattiene l'acqua, oltre a un certo punto tu puoi imprecare, dire quello che vuoi, ma se c'è più acqua della portata, l'acqua esce dagli argini. Siamo in una fase nella quale non è facile gestire la mole di richieste di prestazioni, ma se potessimo fare una considerazione, abbiamo meno difficoltà a gestirla sul fronte sanitario della prestazione, ne abbiamo di più sul fronte della prenotazione, perché il collo di imbuto a livello di telefonate è un collo di imbuto importante per molte ULSS, e questo ci tenevo a dirlo. Ho chiesto anche ai direttori che facciano un punto della situazione la prossima settimana, dobbiamo ricordarci di questo, magari con un punto stampa ad hoc, che vi danno un po' di numeri in modo tale che possiate anche avere, e i cittadini possano avere anche una dimensione dei flussi, perché io mi metto nei panni del cittadino che chiama il CUP e non risponde, dopo 2 o 3 tentativi uno di certo gli va la bile di traverso, gli si diventano gli occhi pieni di capillari e comincia a incazzarsi col mondo intero. Ci sta, però voglio anche ricordare qual è il problema, che c'è un collo di imbuto che oltre un certo limite non si riesce a sostenere, cioè abbiamo accumulato in un mese, che è quello di giugno, almeno un quarto delle prestazioni di un anno. È quello che sta accadendo. Quindi chiedo un po' di comprensione, la bacchetta magica non c'è. Poi abbiamo parlato anche di alcune attività di predisposizione rispetto al tema turisti. Sul fronte turisti noi sapete che ci impegniamo a garantire la quarantena ai turisti che dovessero diventare positivi in Veneto, e quindi abbiamo confermato con i direttori e il fatto che noi abbiamo fatto una delibera e un recepimento di un accordo con Federalberghi per avere delle strutture ricettive da dedicare ai turisti, quindi abbiamo dato questa informazione. E chiudo ricordando un paio di cose. Intanto saluto l'amministrazione e il sindaco Pavan di Bassano. 40esima edizione di Opera Estate Festival di Bassano è iniziata ieri, hanno dato l'avvio. Volevo ricordare ai cittadini, insomma, che c'è questa grande manifestazione su Bassano, fa i 40 anni, lo dico a tutti quelli che quando parlano di Veneto pensano solo che ci siano, che si pensi solo cioè che si pensi a tutto fuorché alla cultura. Qui c'è un'iniziativa che ha 40 anni di storia, Opera Estate Festival. Poi facciamo gli auguri a Damiano, ve lo ricordate Damiano? Il bimbo di 12 anni delle uova, che oggi fa gli anni, quindi facciamo gli auguri. Quindi auguri a Damiano. Ringrazio il signor Renzo Tonon, che è qua tra il pubblico se non ricordo male, eccolo qua, che ha regalato 1 migliaio di penne alla protezione civile, e Giuliana Fontanella, che ha visto l'appello sulle ciliegie, vi ha mandato le ciliegie e quindi ce le avete dopo. Ma magari non sarà fantastico, però è un atto di generosità. No, tu l'hai detto come per dire cosa ne frega del Sarese. È la ciliegia della Valle del Chiampo. Perché? No, perché è un nuovo. Beh, è un IGP se non ricordo male.
E poi volevo dirvi di un paio di lavori di bimbi, c'è lo facciamo vedere Federico, questo andrà anche questo nella mostra, è una scuola, la scuola d'infanzia di Camino d'Erzo, ha mandato questo collage e questo lavoro, quindi ringraziamo i bimbi e ovviamente gli insegnanti e le educatrici. E poi Nicolò Gava di San Fiore, 8 anni, ci manda questo disegno, e poi abbiamo altri disegni. Fra l'altro vorrei dire ai genitori, se fanno la cortesia, quando ci mandano i disegni, di magari metterci anche una frase che si autorizza poi alla pubblicazione, all'esposizione, perché poi abbiamo difficoltà. Saluto Francesca Carollo, che è una vostra collega, che ha editato questo libro Donne in prigione si raccontano, e voglio ricordare che chi lo compra, i proventi vanno tutti in beneficenza, e ricordate che stiamo parlando di donne che abbiamo ospitato anche alla mostra del cinema, donne che hanno storie tragiche, importanti, che si raccontano in questo libro. Donne in prigione si raccontano, quindi lo si può trovare online, quindi facendo anche una ricerca, è già stato recensito da tante realtà. Domande, ragazzi? Ciao. Mi sento, ho bisogno del microfono? Ma penso loro abbiano bisogno del microfono. Beccane uno, quello di Marco, guarda. Presidente, buongiorno. Ciao. Le faccio una domanda in ottica sanitaria. Dunque, oggi c'è stata a Venezia la protesta dei neomedici che lamentano che dopo l'emergenza sanitaria non è stato fatto niente, nonostante le promesse per i fondi per le specializzazioni. E poi le farei un'altra domanda di politica, il sì del Senato al decreto che accorpa le prossime elezioni, la finestra potrebbe essere il 15 settembre, 15 dicembre, ma l'orientamento del governo resta per le elezioni il 20 di settembre. Le chiedo queste due cose. Sì, mi dice l'assessore che li ha sentiti stamattina. Noi peraltro finanziamo le borse di studio, quando sono 90 borse di studio per quasi 10 milioni, 10 milioni di euro. Però vorrei ricordare che loro hanno ragione, perché noi abbiamo un tema importante, che è quello che le borse di studio, voi capite che devono aumentarle a livello nazionale, perché se no non ne veniamo fuori. Oggi c'è una richiesta spasmodica di medici specializzati, abbiamo un sacco di professionisti laureati e abilitati. Abbiamo portato il medico che ha salvato la vita alla signora in treno, no? Lui è un medico laureato, abilitato, ma ancora non si è potuto specializzare. Questo è la punta dell'iceberg, no? Quindi hanno assolutamente ragione. E noi poi la bacchetta magica non ce l'abbiamo. Se il governo decidesse di triplicare, quadruplicare le borse di studio, posso garantire che la Regione del Veneto rinuncia alla sua quota parte di fondo sanitario, se ci fosse una chiamata, diciamo, di solidarietà, se il problema sono i soldi. Però mi sembra di capire che si discute tanto ma si fa poco su questo fronte, quindi hanno assolutamente ragione. Stiamo parlando di medici, Voglio anche ricordare che questa regione ha assunto 500 medici laureati, abilitati ma non specializzati, cioè molto probabilmente qualcuno dei ragazzi, dei signori, io li chiamo ragazzi, insomma sono ancora giovani, spesso sotto i 30 anni, che manifestavano, molto probabilmente magari qualcuno era uno dei nostri 500 che abbiamo assunto. Io resto convinto del fatto che la specializzazione, la specialità non debba essere contestata, come si può dire, è sacra, però è pur vero che non possiamo dire che un medico laureato abilitato è un pericolo pubblico, come dice qualcuno. Cioè, io penso che di mezzo ci stia anche il buon senso, e questi medici lo dimostrano, ad esempio salvando la vita delle persone. Non è che la signora ha chiesto se aveva la specializzazione, si è fatta fare il massaggio cardiaco e l'ha salvata. Per quanto riguarda la finestra, come l'hai chiamata, dico che c'è la finestra, ma non abbiamo capito quanto grande è il pertugio, no, della finestra. Se è 20 settembre oppure, guarda, sai, questo governo ne ha combinate di tutti i colori rispetto alla fissazione della data del voto. Ti ricordo che il primo accordo del decreto era 6 luglio. Siamo passati dal 6 luglio a fine luglio, da fine luglio al 6 settembre, dal 6 settembre al 15, dal 15 settembre adesso c'è questa finestra ufficiale dal 15 al 15 settembre al 15 dicembre. Ma sulla carta, finché non fisseranno la data, potrebbe essere anche il 15 dicembre, e questo sarebbe una tragedia. Considera che nel frattempo noi dobbiamo aprire le scuole. Colleghi? No.
Mi pare che questo sia il tema del giorno, visto il voto del Senato, come ricordava il collega, ieri è andata, come dire, la fumata è stata nera per l'opposizione e per il pasticcio del voto in aula. Oggi appunto hanno deciso di unificare questo giorno, ma la sua proposta quale resta? Riusciamo a capirla? Ma non abbiamo via di fuga, il 20 settembre non c'è via, nel senso che ad oggi, fissata con la conversione del decreto, ci resta una finestra che va dal 15 settembre, che è una presa in giro, perché il 15 settembre non è sabato, non è domenica, e quindi dal 20 settembre al 15 di dicembre, quindi la prima data utile è il 20-21 settembre. Ma lei attende che il governo gliela indichi espressamente oppure? Beh, sai, allora buon gusto vuole e leale collaborazione, anche se non se lo meriterebbero su questo fronte, che fissino questa data, si va in election day, si evitano sprechi, ci sarà referendum, ci saranno 1500 comuni che andranno a votare, ci saranno anche 7 regioni che andranno a votare. Sì. Però attendiamo ancora qualche ora, direi, di certo non mesi. Certo. Per quanto riguarda appunto i problemi, poi lascio la parola ai colleghi, di sovrapposizione del calendario scolastico, visto che sembra, ecco, non è buongiorno. La data non è ancora stata fissata, che le scuole possano aprire il 14 dicembre e poi incredibilmente chiudere qualche giorno dopo per i 6G. L'idea di votare in un posto diverso... mi trovo favorevole. Ecco, però c'è un problema pratico che qualche collega mi ha suggerito ieri. Lei pensa che la burocrazia italiana sia nelle condizioni di poter inviare a 60 milioni di elettori i certificati elettorali con i nuovi indirizzi dei 6G nell'arco di 3 mesi? Sono i comuni? Ecco, se questo fosse possibile probabilmente daremo una lezione di efficienza al mondo intero. In 3 mesi sì, dovremmo uscire da questa visione borbonica di mummificazione totale di questo paese e pensare che se c'è da un lato chi chiede addirittura il voto elettronico, no? Cioè, digitale, penso che tra il voto digitale e cambiare il posto del seggio ci possa stare in mezzo anche cambiare un posto, no? No, su questo d'accordo, resta che nella testa elettorale che il cittadino ha a casa è indicato il seggio con la scuola. Vabbè, ma è probabile che... È una stampa che con la collaborazione dei comuni la si può fare. Secondo lei quindi ci sono le condizioni tecniche per poterlo secondo fare? Me sì, secondo me sapendo, diciamo, conoscendo il senso civico anche delle amministrazioni comunali sì, però guardate che a tutt'oggi io non giustifico il governo, cioè mi aspetterei da un governo efficiente oggi un decreto che fissi la data del voto. Cioè cosa stanno aspettando? Colleghi, qualcuno vuole intervenire? Forza dopo scampo. Ok. Presidente, io le faccio una domanda su quello che è successo ieri con la bocciatura del bilancio del Porto di Venezia, perché naturalmente è una polemica che ha varcato anche i confini regionali, che oramai è diventata politica, soprattutto per il fatto che ci sono 150 lavoratori del Porto di Venezia e di Chioggia che rischiano di non avere gli ammortizzatori sociali che avrebbero avuto con gli avanzi di bilancio del Porto e anche i fondi per aiutare le imprese che sono in questo momento in difficoltà. Ma guardate, il Porto ha una sua gestione, ha un comitato di gestione. Ho visto ieri sera un comunicato stampa di chi ha votato contro, ha dato delle spiegazioni. Penso che il Presidente Musolino, anche i revisori del conto, può assolutamente controbattere. Leggo dalle dichiarazioni dei 2 rappresentanti, uno dei quali l'ingegner Campitelli, che è il nostro rappresentante, che il tema era stato affrontato più volte e si trascinava da mesi. Ho visto argomentazioni che non mi sembrano proprio campate in aria, che adesso si voglia far credere che questo non voto mette in discussione cassa integrazioni e altri aspetti del genere. Ho l'impressione che sia un po' esagerato, nel senso che i lavoratori hanno diritto alla cassa integrazione, non è che se un'azienda non ha votato il bilancio non si può provvedere, cioè non è che si chiude il porto, semplicemente immagino, guardate, magari dico anche una cretinata, immagino che ci possa essere anche una riconvocazione, però guardate, io ho letto il comunicato stampa e vi do la mia parola d'onore, con l'ingegner Campitelli non ho mai parlato e vi posso, leggendo il comunicato stampa, insomma, di argomentazioni ne ho viste, non mi sembra ecco, e toglietevi dalla testa la regia occulta o altre menate, perché chi mette in campo discorsi di regie, di politica, di certo forse probabilmente dovrebbe andare a leggere quel comunicato stampa che a me sembra molto chiaro. Il Presidente Musolino nel suo pieno ruolo e nel suo diritto può assolutamente rispondere punto su punto al comunicato.
Beh, Presidente, visto cioè, scusatemi, allora, scusami Albino, no, prego. allora, delle due l'una, no? Se le amministrazioni votano sempre tutto, c'è sempre da dire che sono tutti appiattiti, che non c'è mai, c'è la politica, il grande fratello. Adesso abbiamo avuto 2 consigli di amministrazione che hanno dei curricula da paura. Andate a vedere l'ingegnere Campitelli cosa ha fatto nella sua vita. Personalmente si mettono di traverso su un voto, e questa non è gente che la chiami e ci vota contro, vota a favore, perché io non nomino gente così. Io dico bene. Hanno fatto il loro mestiere. Se dopo fare il proprio mestiere vuol dire votare sempre tutto, allora capite che se l'Italia va male anche per qualcosa. Com'è stata secondo lei la gestione del porto da parte di Musolino? Ma guardate, cioè io guardo da fuori, nel senso che il porto è stato gestito, ma qui c'è un tema di bilancio e mi sembra anche dal comunicato che non siano tecnicismi proprio buttati lì, cioè si parla di risorse, di accordi. Quindi se due consiglieri, li chiamo così, 2 membri del comitato pongono una questione, se io fossi Musolino direi bene, io controdeduco punto su punto, chiamo in causa il collegio dei revisori del conto che diranno la loro, perché lì ci sono anche i garanti, no? Ma a tutt'oggi c'è solo la voce di chi ha votato contro. Ripeto, noi cittadini siamo chiamati a rispettare le scelte del Consiglio e a valutarle secondo poi il dibattito che ne esce, ma lasciate fuori la politica da sta roba. Io non so se... Prego. C'era Marco forse? Sì, un secondo poi lascio la parola. Volevo chiudere questa parte politica, visto che lei abbiamo parlato di elezioni, di questo scenario. Anche oggi i giornali, nel caso particolare Repubblica, ha un sondaggio con poi l'analisi di Ilvo Diamanti, da cui emerge che il gradimento di Luca Zaia resta altissimo e arriva al secondo posto dopo appunto Giuseppe Conte che è al 65% di gradimento, lei è al 56%. Ecco, lei continua a ribadire che non c'è nessun problema di leadership, questo l'abbiamo sentito, però resta un problema che la coalizione di centrodestra che sta decidendo le candidature nelle 6 regioni non ha ancora trovato un'intesa, perché lei ha posto una questione decisiva che riguarda il patto sull'autonomia. Allora, questo non è uno dei temi analizzati da questo sondaggio, però questa è, come dire, un'opzione politica molto forte che lei ha voluto porre al centrodestra e ai compagni di squadra con cui pensate di governare il Paese. Allora, lei pensa che questo nodo possa essere sciolto e in quali tempi si augura che ciò avvenga? Ma guarda, allora, innanzitutto ringrazio i cittadini per il consenso e per la fiducia, che condivido con tutta la squadra, perché non è, ovvio, da solo non farei nulla. Squadra politica e tecnica. E non ho nessuna ambizione di fare scalate all'interno del partito nazionali. Non mi risulta che ad oggi non si sia chiuso l'accordo per colpa dell'autonomia, nel senso che il documento che io ho presentato d'accordo con Salvini è un documento che pone la questione dell'autonomia, ma oggi staranno discutendo, immagino, di un sacco di partite. Io tempo da perdere non ne ho, ve l'ho sempre detto, e quindi penso che sia fondamentale fare un percorso assieme, evitando, diciamo, già ne abbiamo tanti di nemici per l'autonomia, no? Non possono esserci in squadra i nemici, per cui chi fa un viaggio assieme a noi deve sapere che il programma del viaggio prevede l'autonomia, ma penso che sia anche, come si può, un fatto di trasparenza nei confronti dei cittadini che hanno votato l'autonomia e vogliono l'autonomia, ma non mi risulta che si siano impiantati sull'autonomia. Discuteranno anche di quella, anche perché avranno, immagino, anche altri temi importanti a livello nazionale. Guardate, il documento è un documento, a mio avviso, cioè non sottoscrivere questo documento, veramente bisogna arrampicarsi sugli specchi per trovare una motivazione, perché è in linea con la Costituzione ed è sottoscrivibile da chiunque, a prescindere dall'estrazione politica. Ve lo garantisco che l'ho scritto io. Quando lo vedrete capirete. Non lo vedete perché al momento ce l'abbiamo in 2 in mano. Ma le fotocopie funzionano bene? Beh, in questo caso penso di no. Altri colleghi hanno necessità di intervenire? Grazie. Lascio la parola. Marco, deve intervenire?
Lascio la parola al Sore Lanzarin. Vi ringrazio. I trasporti, io ho capito che se ne parlava. Allora, trasporti, hai ragione, scusami. Ci siamo azzardati in alcune previsioni che lei ieri ci aveva detto che avrebbe presentato. Hai assolutamente ragione. Abbiamo scritto la bozza dell'ordinanza, è stata mandata in comitato tecnico scientifico, scusatemi se non mi sono ricordato di dirvelo, e lunedì anche questa verrà deliberata. Nel momento in cui ho il parere la firmo. Abbiamo deciso di mandarla in comitato per evitare, siccome siamo i primi in Italia ad affrontare un tema, insomma. Sì, non è cosa da poco. E allora abbiamo deciso di mandarla in comitato, dopo ci metto la firma. Posso osare con un altro... Sì, un'altra domanda? no, pensavo a un altro termine oltre la firma. Assolutamente, no, io credo che per quanto riguarda il Veneto lei possa decidere in assoluta autonomia con le deroghe, ma se un pullman di Pellegrini vuole andare in Puglia, e questa è una questione. Quante autorizzazioni deve avere, visto che ci sono 6-7 regioni da attraversare? Cioè lì il problema è capire se a che santo... Ma vedi, se non funziona lo Stato centrale, funziona le regioni, l'ha riconosciuto da solo. Questa è la questione. Va bene. Sei un cripto autonomista. No, aspetteremo lunedì. No, io sarei un centralista, cioè prendere il modello del Veneto se funziona e farlo in questo caso. Per la sanità dico. Grazie. Solo per la sanità. Stiamo parlando di sanità per il momento. Anche la protezione civile. Anche la protezione civile. Avete visto, fra l'altro, l'apertura di ieri? Avete visto che bel tratto di strada abbiamo aperto? Ieri, Pedemontana. Sì, non è che noi non siamo andati all'inaugurazione, avevamo qui l'impegno, però ne apriremo altri a breve, questo ve lo posso garantire. Abbiamo un bel programma di aperture. Grazie. Prego, Assessore. Buon lavoro. Allora, per quanto riguarda il comparto case di riposo o comunque sociosanitario extraospedaliere, noi abbiamo una serie di provvedimenti in itinere. Sicuramente quello che interessa sono le nuove linee guida e quindi le linee guida aggiornate rispetto a quelle del 25 che poi sono state recepite nell'ordinanza del 29 di maggio. Di fatto le abbiamo, l'ha detto anche il Presidente, già confezionate e scritte, sono al CTS, quindi al Comitato Tecnico Scientifico che ha detto che entro lunedì ci risponde. Stiamo cercando di vedere se riusciamo anche ad anticipare, perché essendo una tematica molto sentita, appena ce le abbiamo, insomma, riusciamo a emanarle e definirle. Non entro nel merito perché non sarebbe corretto, insomma, entrare nel merito, però sono linee guida che vanno ad alleggerire sostanzialmente le procedure, sia per quanto riguarda i nuovi ingressi, quindi i nuovi ospiti, quindi quelli che entrano come nuovi ospiti sia dal privato e quindi che arrivano dalla propria abitazione, sia quelli che arrivano da ricoveri ospedalieri, accessi e quant'altro, quindi vanno ad alleggerire, insomma, un po', diciamo, tutte le procedure per i nuovi ingressi e anche cercano, insomma, di alleggerire o comunque, insomma, semplificare il discorso anche delle visite per quanto riguarda i familiari. Nelle linee guida si troveranno anche tutte le varie i vari soggetti, le varie categorie, quindi anche il discorso degli accessi per la salute mentale, per le dipendenze, per i minori in comunità, anche il discorso legato appunto agli eventuali permessi del pernottamento fuori se parliamo di disabili e quant'altro. Quindi insomma saranno linee guida che a tutto campo danno delle indicazioni ben precise. Stamattina ne abbiamo discusso anche con i direttori generali, perché poi l'intento è quello che ci sia un'applicazione uniforme su tutto il territorio. Poi sappiamo, insomma, l'ha detto anche il Presidente più volte, ma è la realtà, poi le gestioni sono gestioni autonome, quindi possono anche, insomma, anche se noi cercheremo, insomma, di far passare questo messaggio, perché è un messaggio che passa attraverso appunto la prevenzione, l'andamento dei casi e quant'altro. Tenete conto che oggi noi siamo sotto l'1%, molto sotto l'1% per quanto riguarda gli ospiti, e per quanto riguarda gli operatori siamo quasi a zero, quindi come contagio all'interno delle strutture. Quindi sicuramente la situazione è una situazione molto diversa quando eravamo a un 6% per quanto riguarda gli ospiti e a un 3% per quanto riguarda gli operatori. Quindi oggi sicuramente i dati, insomma, sono dati buoni, che però devono mettere in campo tutta una serie di considerazioni. Quindi credo che, insomma, massimo lunedì comunque verranno
sicuramente emanate con l'ottica appunto di ridare quella normalità, tra virgolette, all'interno di queste strutture, sia per chi è all'interno sia per l'esterno. Chiaramente ci sono anche poi i centri diurni, ci sono i centri sollievo, insomma abbiamo fatto un pacchetto onnicomprensivo di tutto il sociosanitario e l'extraospedaliero. Abbiamo altri 2 fronti aperti, uno è stato oggetto anche di riunione questa mattina, sempre con le strutture per sociosanitarie e extraospedaliere, quello del personale, ne abbiamo già parlato. Voi sapete che stanno soffrendo perché di mancanza di operatori sociosanitari e di infermieri, anche perché con le forti assunzioni che sono state fatte in tempo di emergenza all'interno del sistema sanitario e quindi avvalendosi anche di 2 concorsi che sono i concorsi che ha visto Azienda Zero, quindi sia per gli OSS sia per gli infermieri un numero importante, molti operatori insomma sono transitati dalle strutture territoriali alle strutture ospedaliere e questo ha creato e sta creando anche per il futuro insomma una serie di preoccupazione. Questa mattina abbiamo fatto il punto quindi con le 2 sigle, quindi UNEPA URIPA, con la direzione servizi sociali e la direzione sanitaria che si occupa di personale, proprio per cercare di mettere in campo tutte quelle misure, quindi programmazione futura per quanto riguarda i corsi OSS, programmazione futura per quanto riguarda i corsi per quanto riguarda appunto infermiere, i tirocini, la didattica in questo caso insomma anche a distanza per accorciare il discorso dei corsi OSS, insomma tutta una serie di misure proprio per cercare di andare incontro a queste esigenze, monitorando quindi in maniera molto puntuale l'andamento del personale, proprio perché non possiamo permetterci insomma che ci sia un vuoto o comunque delle problematicità a livello territoriale, proprio perché in questo periodo e anche con le ultime questioni che si sta parlando, avete letto sui giornali, infermiere di famiglia e quant'altro, insomma c'è il rischio che effettivamente ci sia uno svuotamento in queste strutture e questo non vogliamo e non possiamo permettercelo. L'ultimo provvedimento che stiamo ragionando e che stiamo abbozzando è quello invece anche della sostenibilità economica, perché voi sapete insomma queste strutture che hanno avuto quindi un lockdown di 3 mesi rispetto ai nuovi ingressi, che poi hanno avuto sicuramente un numero di decessi in alcuni casi importante, hanno avuto e hanno chiaramente dei problemi di sostenibilità economica, anche lì quindi stiamo provvedendo con un provvedimento che garantisca insomma la sostenibilità di queste strutture e quindi riesca anche a traghettare rispetto a questo periodo che c'è stato in questi mesi. Quindi 3 provvedimenti insomma distinti. No, la tantum non ce l'ho nel senso quant'è, però noi stiamo appunto provvedendo per fare un provvedimento che permetta una sostenibilità a tutto tondo rispetto appunto a quelle che erano appunto i volumi precedenti, insomma cercando, quindi stiamo adesso facendo, no non c'è oggi una cifra, appena avremo il provvedimento insomma pronto ve lo faremo avere, comunque sarete a conoscenza. Vi do un'altra informazione che forse è un'informazione che la stampa insomma ha sempre cercato e chiesto, centri estivi. Allora, ieri è stato approvato in conferenza delle regioni il riparto dei famosi 150 milioni. 150 milioni che sono 135 che vanno ai centri estivi perché 15 milioni vanno poi con un bando specifico per quanto riguarda le povertà educative, quindi alla fine vengono suddivisi 135 milioni. Al Veneto come quota parte rispetto allo standard che è quello appunto della percentuale che noi prendiamo solitamente per le politiche sociali della famiglia arriveranno 9,8 milioni. Questi 9,8 milioni saranno poi dati direttamente ai comuni. Abbiamo già mandato l'elenco dei comuni perché siamo stati chiamati a fare una ricognizione, quindi abbiamo chiesto ai comuni fatti i centri estivi, rispondeteci, ci hanno risposto 506 comuni del Veneto, quindi nel riparto sono compresi 506 comuni che poi avranno un riparto in base alla popolazione di quel comune dai 3 ai 14 anni. Questo è il criterio poi del riparto per singolo comune. I soldi arriveranno direttamente ai comuni,
e i comuni poi potranno sia utilizzarlo per gestioni dirette ma anche per gestioni legate a terzo settore, a enti di altro tipo, quindi anche per se è affidato alla parrocchia o comunque ad associazioni di altro tipo. La procedura è stata una procedura concordata con la Conferenza delle Regioni, cioè non passare tramite la Regione ma andare direttamente ai comuni, proprio per accorciare, visto che sono soldi che dovrebbero arrivare in tempi brevissimi per essere spesi durante questi mesi quando ci sono i centri estivi. C'è qualche domanda per l'assessore Lanzarin? Io vorrei una domanda fuori da questo tema. Si chiude domani lo screening, quello famoso di cui avevo chiesto una decina di giorni fa. Leggevo oggi ad esempio su Nuova Venezia che l'adesione è stata piuttosto bassa. Che risultanze avete relativamente, intendo l'indagine quella che ovviamente non è gestita dal Veneto ma a livello centrale, però appunto le risultanze arrivano anche al Veneto sulla sieroprevalenza. Sì, allora si chiude oggi, noi sapete che avevamo circa 10.000 erano le persone che erano state coinvolte e vi ricordo che il campionamento era un campionamento insomma su base nazionale, Istat, tramite poi la Croce Rossa e quant'altro. Ne abbiamo discusso all'inizio, nel senso che non riuscivano in molti casi a contattare le persone, le telefonate, quindi avevano provate eccetera. Allora io ho questi dati che me li hanno dati proprio stamattina. Sieroprevalenza 3.488 appuntamenti fissati, 2.382 sono stati i prelievi fatti e 1.859 i referti. Hanno raggiunto quindi circa il 30% del campione, quindi effettivamente insomma hanno raggiunto un campione molto, molto basso, perché appunto non c'è stata una risposta, quindi credo che il trend sia un po' in linea con il trend nazionale. Grazie. Ma se è possibile, non so se i colleghi hanno delle questioni da porre. No, per quanto riguarda le RSA, e poi vorrei chiederle qualcosa anche sui bandi per i direttori generali. Allora, lei l'ultima volta che io ero qui, lei ha aggiornato statistiche e numeri dando sia la percentuale di personale contagiato, che mi pare sia decisamente pressoché pari a zero, sparito, quindi il problema non si pone. Ecco, in questo periodo è cambiata l'utenza, cioè le famiglie sono tornate a mandare i loro cari, parenti, i nonni nelle case di riposo, oppure c'è ancora molta preoccupazione e quindi il processo di ricambio si è fermato e siete ora orientati, cioè, ci sono dei numeri nuovi che possono far capire come è cambiata la gestione? Allora io non ho il numero degli accessi nuovi, però possiamo eventualmente in giornata, se riesco a recuperarlo, cioè quanti accessi nuovi dalla riapertura dal 25 ci sono stati, l'avevo chiesto ma non ho il numero, quindi per capire. Allora la richiesta c'è, perché è chiaro che le famiglie insomma hanno bisogno di queste strutture, poi ricordiamoci che insomma con la ripresa delle attività chi poteva accudire il familiare o l'anziano a casa adesso insomma è molto in difficoltà, o il disabile. C'è però, lo sappiamo, insomma, una procedura che allungava molto i tempi, quindi il discorso del tampone, poi 14 giorni il secondo tampone, l'isolamento, quindi le strutture dovevano essere comunque muniti di spazi da un punto di vista logistico di fare l'isolamento e quant'altro. Ecco, visti i numeri di oggi vorremmo cercare anche di un po' alleggerire in modo da permettere anche sicuramente accessi sempre controllati, sempre mirati, sempre quindi chiaramente con tutte le precauzioni, ma anche un po' andare incontro alle esigenze che sappiamo delle famiglie, si avvicina anche l'estate, ci sono insomma. Ecco. Certo. Per quanto riguarda invece la parte economica, mi pare che siete orientati a intervenire sui bilanci di ogni singola... No, siamo orientati a intervenire su un provvedimento comprensivo che va a riconoscere appunto anche attraverso un budget dedicato. Voi sapete che noi si stava già parlando di passare dalle tariffe al budget, insomma stiamo studiando insomma una metodologia per comunque dare quella garanzia a queste strutture che sappiamo insomma sono state penalizzate in questi 3-4 mesi. Va bene. Però questo non significa che possano cambiare le rete per le famiglie, assolutamente? No. No, ho capito. Bene. L'altra domanda che le chiedevo, prima il Presidente Zaia ha detto che da oggi scatta quel mese per presentare le domande per partecipare
ai bandi per la direzione generale delle USL. Allora, lei ci può fare il quadro, ci può dire quanti sono teoricamente in scadenza sotto il profilo pensionistico, ha delle indicazioni allora, precise che lei sappia? Per cui... Io so che ce ne sono 3 o 4 probabilmente che hanno età pensionabile, però adesso insomma così a memoria, però dovrei andare a rivedermi anche le date di nascita, quindi non, ma mi sembra insomma questo più o meno è il numero, insomma. Ho capito. Mi sembrava insomma a memoria, ma più o meno. Non se lo ricorda. No. Invece per quanto riguarda la probabile sostituzione del direttore generale Mantoan, con quali tempi, visto che mi pare assodato che lui abbia chiesto di... Su questo mi sembra che abbia già risposto il Presidente, quindi non ho nulla da aggiungere. In quali tempi pensavate di procedere all'eventuale sostituzione in nomina? Non ho nulla in questo momento da aggiungere. Quindi... Ecco, quindi è una cosa che verrà presa in esame, come diceva il Presidente, con la nuova... Con quelle che saranno insomma i nuovi corsi che ci sono, certo. No, con la nuova amministrazione regionale, insomma, dovete aspettare qualche mese, quindi va bene? Se non ci sono altre domande... Se avete un po' di spazio lasciate, faremo un comunicato sugli effetti del lockdown sulla qualità dell'aria. Abbiamo già i primi dati. No, Assessore, avete anche voi avviato qualche analisi? Noi abbiamo 3 ricerche che stiamo facendo. No, sull'aria sì, ma come dire sulle acque, ha visto oggi i giornali parlano di tracce trovate sul Po e anche in Lombardia, da cui sembra che la presenza del Covid sia addirittura riconducibile. Allora, guardate, noi stiamo facendo ricerche a 360 gradi su tutti i fronti, di più non anticipo. Da mesi però. Avevo anticipato qualcosa, credo 2 mesi fa, ormai, che stavamo avviando queste ricerche, quindi abbiamo una serie di elementi, di dati che presenteremo quando sarà il momento. Oggi alle 2:30 ho una videoconferenza con i miei 3 colleghi di Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia per quella ricerca che abbiamo avviato con le 4 ARPA e fa parte del progetto Prepare europeo per valutare, uno dei vari progetti prevedeva la valutazione degli effetti del lockdown sulla qualità dell'aria. Adesso poi faremo un comunicato e vi daremo i dati precisi, però l'effetto che si è visto è che c'è stato un calo degli ossidi di azoto, c'è stato un calo ma molto meno rilevante dei PM10, ma quello che emerge chiaramente è che, come dico sempre da anni, non è, come dire, abbiamo avuto anche delle crescite, nonostante fosse tutto chiuso abbiamo avuto delle crescite, perché è stata la tempesta sahariana che porta polvere, che è PM10, non sto dicendo cose che possono sembrare i più strane, però il dato è questo, e questo conferma che c'è un effetto rilevante della conformazione geomorfologica del bacino padano, quindi un catino chiuso con scarso ricambio d'aria, delle condizioni meteo, quindi della quantità di vento, più ancora che collegato alle fonti emissive, tanto più che, aggiungo, in un'altra ricerca che ha fatto ARPA Veneto, è emerso che abbiamo confrontato i dati dell'inquinante pro capite nelle varie regioni d'Europa ed emerge che da noi c'è una quantità di PM10 pro capite di gran lunga inferiore rispetto alla media europea a 28, la media europea, non le realtà più inquinate, e stessa cosa per gli ossidi di azoto pro capite. È che noi abbiamo una densità abitativa molto molto rilevante, però nonostante la densità abitativa rilevante, il problema geomorfologico e lo scarso ricambio d'aria e le condizioni meteo quindi non favorevoli, abbiamo una quantità di inquinanti molto più bassa rispetto alla media europea pro capite. Quindi se qui ci fosse la stessa densità che c'è mediamente in Europa, avremmo un inquinamento più basso, nonostante quello che dicevo prima. Non solo, si rileva un calo del valore medio dell'inquinante più marcato rispetto alla media europea. Tra l'altro ho messo i grafici sulla mia pagina Facebook 2 giorni fa,
E questo è interessante perché evidenzia come nonostante ci sia una fortissima antropizzazione e condizioni geomorfologiche avverse, effettivamente gli sforzi effettuati stanno dando un effetto positivo. Ovviamente, essendoci una fortissima antropizzazione, è chiaro che il livello è ancora alto e questo ovviamente non ci fa abbassare la guardia, ma vuol dire che il percorso intrapreso è quello giusto. Scusi Assessore, ma quelle cartine che si vedono ormai sul web e che fotografano la concentrazione di PM10 in Europa indicano una zona rossa intensissima nella pianura padana. E quello è il dato assoluto, ecco, poi non è il dato pro capite. C'è il bacino della Ruhr e poi ci sono le aree metropolitane di Parigi e di Londra che sono segnate in rosso e hanno appunto un livello di intensità di concentrazioni pari al nostro. Quindi noi siamo nella zona di massimo rischio, lei dice di no. No, io ho detto una cosa diversa, ho detto che noi abbiamo un livello inquinante alto, ma abbiamo voluto fare la fotografia del livello pro capite, lo ripeto per la quarta volta. Noi abbiamo un grandissimo addensamento di imprese e di persone qui, che non c'è in Svezia, dove hanno per esempio l'energia nucleare, o in Francia, al di fuori della zona di Parigi, anche quella è una zona indicata a elevato inquinamento, dove hanno energia nucleare, quindi emissioni in atmosfera di PM10 non paragonabili alle nostre. Nonostante questo abbiamo voluto fare questa ricerca che non ha un valore assoluto, come dicevo prima il valore assoluto è ancora alto, in calo il trend. Mi ricordo che il dirigente capo area di allora, qualche anno fa, portò in conferenza stampa i titoli che facevate 10 anni fa, no? 200 sforamenti, 300 sforamenti, adesso ne facciamo 50, 60, 80, vuol dire che il trend è positivo. È sufficiente? No, questo lo chiarisco in modo di stappatello, ma nonostante questo, facendo il valore pro capite e guardando il trend degli ultimi anni, si vede che il valore medio pro capite è più basso da noi. Quindi nonostante siamo in tanti, buttiamo fuori meno ognuno di noi. È chiaro che essendo in tanti, quello che viene buttato fuori è comunque tanto, ok? Adesso ho cercato di banalizzarlo il più possibile. E si vede che il trend in diminuzione, che c'è anche a livello europeo, in tutta Europa un trend medio in diminuzione, Europa 28, è più marcato in Veneto che non da altre parti d'Europa, quindi vuol dire che la strada intrapresa è ancora lunga perché il valore assoluto è ancora alto, però è positivo. Questo unito al fatto che dicevo prima che il lockdown non ha dato gli effetti che qualcuno pensava, no, tutto azzerato, non è così, io l'ho sempre detto perché c'è un valore di fondo, c'è un valore che comunque è collegato allo scambio d'aria ridotto che c'è nel bacino padano e alle condizioni meteo, quindi l'inversione termica e tanti altri aspetti. Hanno confermato quello che sostengo da tempo e so che a molti non piace quando io dico sta cosa qua, dico molti non capiscono un tubo eccetera eccetera, però questi sono i dati che ci vengono confermati non da ARPAV ma ci vengono confermati anche a livelli superiori, insomma. No, gli ambientalisti vorrebbero che Bottacin e magari gli assessori delle 5 regioni padane adottassero provvedimenti più restrittivi per quanto riguarda la circolazione del traffico. Noi sappiamo che lei ritiene che questa sia una misura inutile ai fini delle emissioni? No, io non ho mai detto che è una misura inutile, io dico semplicemente... Non fondamentale quantomeno, allora perché non l'ha adottato in passato? Cioè, no, io... Abbiamo avuto città che hanno il coraggio di chiudere il traffico privato. Io non ho mai detto sta roba qua. Io ho detto che abbiamo sottoscritto un documento, le 4 regioni del bacino padano, col governo, il ministro era Galletti, era il giugno 2017, che ne abbiamo sottoscritto, ognuno si è preso degli impegni che noi abbiamo, devo dire, onorato in gran parte. Attendiamo ancora i soldi da Roma, però questo è un altro discorso, perché Roma diceva se tu metti uno, io metto uno, speriamo che arrivi l'uno che deve mettere, avremmo messo poco noi, però Roma ha messo 0, quindi è meno, ma non è una questione di rapporti fra noi e Roma. Il dato oggettivo è che i blocchi il traffico, la legge prevede che siano i sindaci a doverlo fare, non le regioni, e questo è quello che ho sempre detto. Quando mi si dice, e qualcuno in passato mi ha anche detto ma la Lombardia l'ha fatto, poi andavo a verificare, la Lombardia non ha fatto nulla,
perché a Milano chi è che ha bloccato il traffico? Sala o Fontana? No, tanto per capirsi. Allora, se vale di là, vale di qua, vale dappertutto, vuol dire che viene confermato il fatto che c'è una norma di legge che prevede che siano i sindaci che possono fare i blocchi del traffico, ma non le regioni. Ma no, perché io ritengo che sia inutile. Io credo che ci siano, per combattere lo smog, ci siano tutta una serie di misure che vanno messe in fila, ognuna delle quali contribuisce in quota parte, ma nessuna che sia da sola di per sé determinante. Bisogna farle tutte insieme. Un diesel, visto che è tanto bistrattato il diesel, di ultima generazione, inquina, butta fuori 1/100 del PM10 che buttava fuori un diesel di qualche anno fa. Questo è un dato oggettivo. Allora non si può anche lì dire il diesel è brutto e cattivo, il benzina è buono. Sono benzina diesel di ultima generazione che inquinano meno, o comunque in maniera diversa, perché uno butta fuori una cosa, adesso non voglio entrare troppo nel tecnico, se no mi dicono che non, anche se sarebbe il mio campo, una laurea in ingegneria meccanica, insomma, comunque sarebbe il mio campo, però non si possono fare questo tipo di paragoni mettendo tutto insieme nella stessa barca, insomma, Ecco, l'ultima questione, poi io sul serio vi saluto. Lei qui ha parlato del livello del PM10, concentrazioni individuali e qualità dell'aria, ma per quanto riguarda invece la ricerca sulla possibile combinazione del PM10 con il Covid Sì, quella è un'altra ricerca, non è ancora conclusa. No, non è ancora conclusa. Vi avevo già anticipato alcuni aspetti, e cioè il fatto che su particelle di PM10 erano state trovate, questo no, non è il mio campo, ma insomma pezzettini di RNA che quindi vuol dire non sono medico, non sono virologo, però da come me l'hanno spiegato diciamo, c'è qualche traccia di questo virus, ma che comunque non è in grado di infettare una persona, ok? Certo. Così me l'hanno spiegata, poi ripeto, non so se sia, però questo non è ancora conclusa quella ricerca, quindi dobbiamo aspettare ancora un attimo. Ho capito, va bene, d'accordo, grazie. Bene, grazie a tutti e a domani. Eccoci qui, ben ritrovati, giusto un'oretta di diretta come ormai è abituato a fare il Presidente. Molti temi sono stati affrontati a partire insomma da quello delle elezioni, perché appunto come già abbiamo anticipato oggi in Senato è stato approvato il decreto elezioni, però ancora ovviamente non c'è una data, quindi avete sentito cosa ha detto Zaia. In questo decreto si chiarisce che saranno accorpate le elezioni amministrative, regionali e anche il referendum per il taglio dei parlamentari, ma la data potrebbe essere dal 15 di settembre al 15 di dicembre, quindi servirà un nuovo decreto per fissare questa data. E questo è un primo punto, un nuovo punto molto interessante legato ai finanziamenti che sono arrivati per i centri estivi. 9,8 milioni arriveranno in Veneto e poi saranno distribuiti ai primi cittadini. E poi l'ultimo passaggio, quello legato all'inquinamento, con l'ingegner Bottacin che insomma ha chiarito alcune domande legate appunto alle tracce di Covid che sono state trovate nelle acque di alcuni territori della regione di Lombardia e di Piemonte, e in quest'ultimo passaggio, proprio quello dell'inquinamento, di fatto si collega molto bene con il prossimo ospite che vi sto per presentare. Lui è Luigi Lazzaro, presidente di Legambiente Veneto, e con lui probabilmente possiamo fare una fotografia di quelli che sono gli interventi del governo. Eccolo qui, è già in onda con noi. Buon pomeriggio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, grazie per aver accettato il nostro invito. Io so che lei prima era di corsa in bicicletta, quindi sicuramente non ha sentito quello che ha detto l'ingegner Bottacin, però ha fatto riferimento allo studio che anche la Regione Veneto sta conducendo sulle tracce di Covid che sono state trovate nell'acqua, e poi sappiamo che c'è un altro studio molto interessante legato alla correlazione tra l'incidenza del contagio, quindi del Covid, in territori che insomma hanno un volume di PM10 superiori rispetto ad altri. Non a caso insomma abbiamo visto che cosa è accaduto in Lombardia. Però io vorrei fare un pochino un passo indietro e partire dal governo, questa nuova politica del governo che nel decreto rilancio
ha stanziato parecchi incentivi alla mobilità sostenibile, incentivi con gli ecobonus. Come Legambiente, come ritenete questi interventi? Facile utilizzo, difficile utilizzo, efficaci? Ecco, facciamo un po' il punto. Beh, allora intanto buongiorno a tutti, grazie per l'invito per provare a ragionare sui temi fondamentali nell'ottica delle problematiche al post-Covid, come vogliamo un po' lo stiamo definendo in questi ultimi mesi, di un impegno che per quanto riguarda le tematiche soprattutto della mobilità è un impegno che vede gli amministratori muoversi, anche il governo muoversi. Noi crediamo su quelle che dovevano essere le priorità prima anche della pandemia da Covid-19, da coronavirus. E questi incentivi che sono arrivati sul tema della bicicletta sono senz'altro positivi. Non sono ancora l'ottimo per quanto riguarda la disponibilità per tutti i cittadini, siamo ancora in attesa di capire quanto ammonterà questi incentivi, quanti cittadini potranno soddisfare, visto che i numeri, almeno le proiezioni dei numeri, parlano di un interesse molto elevato da parte dei cittadini per il passaggio all'utilizzo di mezzi come quello della bicicletta, che possono in qualche modo aiutare anche a una mobilità in sicurezza e quindi con un distanziamento sociale che sia efficace, e anche con lo stare all'aria aperta, che è bene ricordare, insomma, se l'aria non è inquinata ci rende anche meno permeabili a virus o comunque a batteri o comunque a problematiche legate poi alle vie respiratorie. Un bonus che è arrivato e ha messo al centro le città con più di 50.000 abitanti, anche questo è un limite secondo noi di questo primo passo, perché esclude, se poi andiamo a vedere il nostro territorio veneto, esclude buona parte di un territorio che non ha magari la conformazione delle città con tante metropoli, ma con città certo capoluogo di provincia con tanti abitanti, ma poi sopra 50.000 abitanti, insomma, ecco, si contano in due mani, ecco, le città del Veneto che hanno più di 50.000 abitanti. Evidentemente la città metropolitana di Venezia col suoi comuni contermini ne potrà godere maggiormente, però servirà una spinta ulteriore e anche, appunto, torno a dire, capire queste risorse quando saranno esaurite, come si potrà soddisfare una domanda che è in continuo aumento. Questo è il primo dato per quanto riguarda gli incentivi. Poi è stato fatto altro di positivo dal punto di vista degli indirizzi di governo, come ad esempio provare a incentivare, a introdurre delle politiche, a suggerire politiche territoriali agli amministratori che mettessero al centro un cambio di visione sulla mobilità urbana, con una spinta legata all'emergenza, ad esempio per la creazione di aree 30 o aree 20 o comunque di strade ciclabili, quindi una ciclabilità garantita e in sicurezza nelle città, anche introducendo percorsi ciclabili temporanei, visto che il calo del traffico automobilistico è stato in questi mesi importante, lo stiamo ancora in parte vedendo, ma dobbiamo prepararci anche a affrontare il post-Covid, sapendo che le problematiche del pre-Covid, come dicevo prima, torneranno a emergere con forza, e sono quelle poi della tanta presenza di autoveicoli nelle nostre strade, di una pressione di inquinamento atmosferico molto alta portata dal contributo appunto del traffico, sul quale bisognava intervenire prima, come bisogna intervenire oggi a maggior ragione, visto il problema del distanziamento sociale, appunto, quindi della necessità di garantire la sicurezza ai cittadini. Tra l'altro, visto che anche adesso, insomma, la mobilità, il trasporto pubblico ha dei limiti evidenti, proprio perché con le nuove norme anti-assembramento non si riesce a garantire un trasporto pubblico efficiente, quindi purtroppo moltissime persone che una volta viaggiavano un po' di più sugli autobus in questo momento stanno prendendo la macchina. Anche qui certo bisognerà attendere, insomma, dei nuovi... Se noi andiamo a vedere i dati, ha perfettamente ragione. L'automobile, purtroppo, visto che le politiche fino ad oggi non hanno incentivato a dovere altre modalità di trasporto, è un punto di riferimento purtroppo per il cittadino per muoversi in sicurezza. I mezzi pubblici
hanno grossi limiti, oltre diciamo alla necessità di diminuire la capienza, e quindi questo senz'altro va a incidere anche rispetto a un parco di mezzi pubblici che non è adeguato, non lo era anche prima, torno a dire, rispetto alle necessità di mobilità pubblica, che si è sostanzialmente negli anni adagiato rispetto a un numero di utenti che non è più di tanto variato, se non per quanto riguarda i modelli mezzi a mobilità ridotte emissioni. Sto parlando ad esempio del tram, il tram di Padova, il tram di Venezia, sono quei modelli mezzi di trasporto a basse emissioni che anche hanno segnalato un grande aumento di frequentatori, di utilizzatori. Perché? Perché sono efficienti, perché sono in sicurezza, perché sono a controllo dell'affluenza forse più semplice, perché sono anche mezzi che si muovono in città con una priorità rispetto appunto all'automobile, ed è questo uno degli elementi centrali. Certo, il vecchio modo di pensare al trasporto pubblico probabilmente dovrà essere rivisto e bisognerà insistere invece su modalità come quelle del tram, o comunque come quelle dei mezzi a zero emissioni, anche di piccole dimensioni, anche interconnessi con altri modelli di mobilità. Perché l'altra positività, aggiungo, che è arrivata con le ultime spinte anche del governo, è quello della liberalizzazione finalmente dei mezzi di micromobilità elettrica, perché oltre alle biciclette stanno prendendo grande piede anche i monopattini elettrici, i monoruota, o comunque tutti quegli altri mezzi che in una interconnessione con la mobilità urbana, col TPL, col trasporto pubblico locale, possono farci uscire dall'automobile e farci usare mezzi in sicurezza. Ecco, qui probabilmente, come dice lei, è necessario anche un cambiamento nella gestione proprio delle strade in sé, con corsie adatte, come un po' avviene insomma nei paesi del nord, dove questo tipo di mobilità è molto più avvantaggiata proprio perché questi utenti hanno delle corsie preferenziali e quindi possono muoversi in sicurezza. Così non sempre avviene nel nostro territorio. Lei tra l'altro avrà anche un po' seguito la bagarre che è in corso ormai da tempo per la seconda linea del tram di Padova, nonostante insomma voi spingiate, ma non soltanto voi, lo stesso Comune di Padova sta cercando di definire il progetto definitivo per la seconda linea, eppure è sorto un comitato e anche qui insomma non è sempre così semplice riuscire ad accontentare tutti. Sono molti i cittadini che hanno espresso la loro contrarietà nei confronti del tram. Perché secondo lei? Questo esula un po' ovviamente dal tema che stiamo affrontando, ma visto che me l'ha nominato mi sembra un passaggio interessante, anche perché appunto abbiamo molti telespettatori del padovano. Guardi, io penso che ci siano due elementi diciamo, che portano su due livelli il ragionamento sul cambio di politiche urbane rispetto al trasporto pubblico. Quello del tram è significativo per due aspetti. Uno, perché purtroppo spesso irrazionalità dovute a bagarre politiche portano a attivare proteste che esulano dai contenuti, quindi dall'utilità o meno del mezzo dal punto di vista dell'impatto ambientale, dell'utilità di trasporto, insomma, quindi no, di organizzazione di mobilità del territorio, e porta a ragionare su un piano che non è quello, diciamo, che noi come associazione tendiamo a mettere sempre al centro, che è quello invece delle necessità di cambiamento per raggiungere obiettivi nel contesto delle situazioni ambientali che stiamo vivendo. Da un lato quella della gravità dell'inquinamento atmosferico, quindi quella di ridurre la mobilità privata, soprattutto la mobilità privata a trazione, diciamo, a benzina, a petrolio, insomma parliamo dei motori diesel evidentemente, che sono quelli più inquinanti, ma anche in generale di tutto quello che è motorizzazione tradizionale, mentre sull'elettrico sicuramente meglio se condiviso, quindi meglio se in sharing o con modalità, diciamo, di condivisione diversa da quella della proprietà privata, possono aiutare a diminuire l'inquinamento evidentemente. Dall'altro quello anche di liberare le nostre strade dal traffico automobilistico, dalla presenza, dal numero di veicoli molto alto. Noi abbiamo un tasso di motorizzazione elevatissimo in Veneto, siamo circa 65 auto ogni 100 abitanti, e abbiamo un tasso di utilizzo dell'automobile che pesa per circa oltre l'80% degli spostamenti in Veneto. Significa che nella nostra regione
almeno, diciamo, tutti gli spostamenti, almeno l'80% sono fatti attraverso l'automobile e mezzo privato, al quale poi dobbiamo sommare gli spostamenti delle merci anche, che sono un altro comparto importante, attraverso, diciamo, una mobilità sempre su gomma e sempre con motorizzazioni antiquate, quindi non con mezzi elettrici o comunque magari con altre trazioni come il metano o il biometano, che oggi si può utilizzare anche per le trazioni per gli autoveicoli. Quindi questi sono i due aspetti che noi crediamo vadano separati, quello, diciamo, di un ragionamento sulle politiche territoriali, e su questo sarebbe il caso, diciamo, che si convergesse verso le necessità ambientali del territorio, torno a dire, per l'inquinamento atmosferico e per il cambiamento climatico, che forse non l'ho detto esplicitamente, ma è l'altro grande, diciamo, sfondo della vicenda, perché quando parliamo di inquinamento, di pressione di autoveicoli e di traffico, parliamo anche di una quota importante, circa un terzo delle emissioni e il 30% delle emissioni di CO2 in atmosfera nella nostra regione derivano dal traffico motorizzato, dal traffico, una piccola percentuale, 3% dal trasporto ferroviario, insomma, comunque da quello che non è su gomma, il 27, quasi 28% è dovuto appunto al traffico automobilistico. È una quota importante, è la macro voce, diciamo, legata alle emissioni di CO2 in Veneto più pesante, e sulla quale bisogna intervenire con azioni locali, non solo con, diciamo, gli incentivi al cambio di mobilità da parte del governo, ma con il cambio degli assetti di mobilità urbana. Il tram di Padova, al di là appunto delle questioni di tracciato, che sono quelle che poi animano anche i cittadini, al di là delle questioni politiche, deve avere, diciamo, un approccio al territorio, come penso sia stato il caso di Padova, partecipato e condiviso, e deve soprattutto raccontare e far vedere cosa sarà, no, una città con un altro tipo di mobilità. E gli esempi che abbiamo intorno a noi, giusto fuori, diciamo, dai nostri confini regionali, andando in altri stati, sono assolutamente positivi, ma per restare all'interno, diciamo, dei confini, noi dobbiamo fare un parallelismo con le aree pedonali. Tutte le aree pedonali che gli amministratori hanno attivato nel passato nei nostri territori, dal punto di vista del commercio e della qualità della vita urbana in quelle aree, è sempre stato positivo. Non abbiamo casi di aree pedonalizzate che sono invece, diciamo, stati che hanno portato negatività in quei territori, né per il commercio né per la qualità della vita. Senta, bonus ristrutturazioni, eco bonus, è un bonus fatto bene? Adesso, al di là della modalità su cui io non entrerei, quindi quella del credito d'imposta che coinvolge le banche, entriamo proprio su che cosa si può fare e cosa non si può fare. Case vacanza, condomini, case di proprietà. Ecco, secondo lei si poteva fare qualcosa in più? Sull'eco bonus devo dire che sicuramente è una misura interessante. Certo, staremo a vedere cosa succederà rispetto a come verrà applicata questa misura e quanto sarà alla portata del cittadino, perché poi le dinamiche, senza entrare nel dettaglio, ma le dinamiche rischiano, insomma, di far emergere delle complessità rispetto sia alla tenuta, diciamo, anche di un mercato, dei costi di accesso a determinate tipologie di intervento da parte del cittadino, sia al ruolo che poi le aziende e gli operatori devono un po' svolgere per, diciamo, adeguarsi alle tante richieste che speriamo arrivino dal territorio. Si poteva fare meglio, sicuramente si poteva fare qualcosa in più, ci mancherebbe altro, però già un passo in avanti che in qualche modo dà un segnale. Noi crediamo che sarebbe anche più opportuno concentrarsi non solo sulle politiche di incentivazione economica, ma anche sulle politiche di organizzazione della produzione e della distribuzione di energia e di miglioramento appunto dell'assetto urbanistico dei territori, facendo anche degli interventi programmati in un modo diverso da quello della semplice, diciamo, no, incentivazione economica per le singole ristrutturazioni. In passato questo... Ma intendo dire, ad esempio, andando a vedere il territorio regionale, che purtroppo spesso gli incentivi edilizi hanno sempre in qualche modo inficiato l'attività programmatoria degli amministratori nel territorio rispetto alle politiche urbanistiche. Mi riferisco ad esempio in Veneto al piano casa e al suo legame
con la legge regionale sul consumo di suolo, che da un lato diciamo prevede una riduzione al 2050, no, più possibile del consumo del suolo, però dall'altro incentivando politiche di ristrutturazione, incentivandole in un modo diciamo molto spinto verso la realizzazione edilizia, toglie diciamo alla responsabilità agli amministratori rispetto a quello che poi succede nelle singole unità abitative e nelle singole porzioni di territorio, così all'occhio, allo sguardo del legislatore territoriale locale, che in qualche modo invece in un contesto di problematiche complessive dovrebbe avere la capacità di poter governare meglio i processi di cambiamento del territorio. Vale a dire, insomma, ecco, poi ritrovarsi pressioni abitative o volumetrie modificate nel territorio, numeri di abitanti, infrastrutture che devono essere adeguate ai cambiamenti edilizi. Insomma, ecco, servirebbe non ragionare solo sull'incentivazione individuale, quindi dei singoli edifici, ma su incentivi legati all'attività, diciamo, complessiva degli amministratori dei comuni. Senta, Presidente, un tema a voi molto caro è quello anche dei rifiuti. Prima di parlare dell'inceneritore di Fusina, so che voi avete avuto un incontro con Bottacin, quindi insomma anche di capire un po' che cosa è emerso insomma da questo incontro, vorrei fare un passaggio sulla quantità di rifiuto secco che di fatto il Covid indirettamente ha prodotto, tra guanti e mascherine che insomma peraltro sono stati anche lasciati in giro per le strade, no? Da qualche incivile, però la mole, le tonnellate di rifiuto prodotto di secco sono state tantissime. In questo caso voi insomma avete un po' seguito la questione, come è possibile gestire una mole così grande di rifiuto secco? Beh, allora c'è da dire che il rifiuto secco non è dovuto solo, diciamo, una grande mole di rifiuto secco non è dovuto solo purtroppo all'aumento di guanti e mascherine, che peraltro diciamo hanno poi un peso effettivo limitato rispetto se andiamo a ragionare poi in tonnellate di rifiuti che devono essere smaltite. La pandemia ha provocato un cambiamento anche dei consumi, oltre che per alcuni casi a delle contrazioni di alcune tipologie di consumi, ma anche di produzioni, perché certo magari abbiamo consumato di più come cittadini a casa, probabilmente aumentando il packaging, quindi aumentando i prodotti confezionati anche per un fattore evidentemente di maggiori sicurezza, e abbiamo diciamo magari ridotto alcune produzioni, quindi il bilancio lo faremo alla fine di quest'anno, o meglio lo faremo l'anno prossimo quando verranno elaborati i dati di quest'anno, per capire cosa ha provocato la pandemia sulla gestione del rifiuto dal punto di vista del peso dei rifiuti. C'è da dire che per quanto riguarda il rifiuto secco abbiamo avuto grandi difficoltà, perché per gestire, le hanno avute soprattutto i gestori e i consigli di bacino, quindi gli amministratori, perché per gestire rifiuti potenzialmente contaminati come guanti e mascherine, se correttamente conferiti, che come ci auguriamo la maggior parte dei cittadini abbia fatto, anche se poi purtroppo l'inciviltà, abbiamo visto, ha fatto bene a ricordarlo, ha portato porta a trovare per le strade facilmente oggi guanti e mascherine tristemente abbandonati, che sono anche, come dicevo, potenzialmente infetti come rifiuti, e quindi anche a complicare quella che poi la loro raccolta e conferimento corretto. Ma se conferiti correttamente, il trattamento ovviamente come rifiuto secco non riciclabile per questi rifiuti è garantito dalle tecnologie e dalla capacità oggi che gli enti gestori dei rifiuti hanno rispetto alle modalità di gestione del rifiuto. Le difficoltà la dispersione devo dire sono aumentate rispetto alla classica dispersione di rifiuti, e sono molto più pericolose perché sono anche rifiuti molto leggeri, questi di guanti e mascherine, che facilmente sarà capitato a molti magari di vederli con venti svolazzare anche a altezze improbabili, no? E vengono trasportati quindi di conseguenza, e
o nei nostri scarichi fognari che finiscono nei tombini e poi vanno nei nostri impianti di depurazione a creare anche magari complessità, oppure finiscono purtroppo nei nostri corsi d'acqua e poi finiscono inesorabilmente al mare e nelle nostre spiagge, nelle nostre coste. Già oggi cominciamo purtroppo a vedere anche nel nostro territorio, noi stiamo iniziando in questi giorni monitoraggi che come associazione ogni anno facciamo i monitoraggi sulla beach litter, quindi le plastiche, i residui che restano depositati sulle nostre spiagge, e già oggi purtroppo iniziamo a vedere la presenza in parte anche di questi materiali. Però non dimentichiamoci che la dispersione del rifiuto è comunque quello che arriva alle nostre spiagge di rifiuto appunto secco e mal gestito, è ancora, torno a dire, un problema anche del pre-Covid, quindi continuiamo a trovare ad esempio cotton fioc che vengono buttati sbagliando completamente spesso nello scarico delle nostre toilette, invece che essere conferiti anche quelli nel bidone della spazzatura del rifiuto secco come dovrebbe essere, che passano purtroppo le griglie, le maglie degli impianti di depurazione e finiscono anche questi nei corsi d'acqua e a mare. E troviamo altre tipologie di rifiuto che troppo spesso è legato alle plastiche e all'imballaggio, e quindi la pandemia possiamo dire che forse ci darà ancora di più, metterà ancora di più in luce quanto le plastiche e l'imballaggio e i prodotti monouso, se non correttamente gestiti, creano veramente un impatto ambientale molto molto elevato, e se correttamente gestiti comunque capiremo quanto peseranno, ma comunque dovranno in qualche modo essere ridotti. Dovremo tornare a ragionare su politiche disincentivanti per questa tipologia di prodotti. Due ultimissime domande, la ringrazio davvero per questa fotografia che stiamo facendo, no? sul territorio, su varie tematiche. Le due ultime domande sono queste, quella appunto dell'inceneritore di Fusina. Voi avete incontrato Bottacin, voi state spingendo ovviamente per una gestione circolare del rifiuto, no? Per il tema è quello del riutilizzo. Con l'inceneritore di Fusina quali sono le possibilità di stoppare l'iter, o comunque insomma, che cosa è emerso dall'incontro con la Regione? Ma devo dire che non è solo il riutilizzo e il riuso, ma è l'economia circolare che noi mettiamo al centro, come peraltro chiede anche l'Europa, ma ci chiede soprattutto la cittadinanza delle nuove generazioni, giovani generazioni, perché dobbiamo in qualche modo invertire la rotta e impegnare. Anche l'Europa lo ha fatto con un piano che forse poteva essere anche in questo caso ancora più ambizioso, e che speriamo possa portare concrete risposte da parte poi a caduta dei governi nazionali e degli amministratori regionali e poi locali, perché serve un impegno concreto. Noi siamo in una regione che ha dimostrato una grande capacità, un'eccellenza per quanto riguarda la capacità di gestire e mandare a riciclo i rifiuti, e anche abbiamo grandi eccellenze, purtroppo non ancora estese in tutta la regione, rispetto alla capacità di ridurre il rifiuto secco residuo, quindi proprio quella parte di rifiuto che non può finire nella filiera del recupero, quindi del riciclo, non può finire diciamo non nell'economia circolare, e che deve necessariamente finire o a discarica o a incenerimento, purtroppo all'oggi con le tecnologie che abbiamo a disposizione. Allora investire nell'economia circolare significa, noi crediamo, anche intanto dare la possibilità che tutta la grande capacità diciamo di ingegneria industriale all'avanguardia che in questa regione esiste, basti pensare al primo impianto mondiale, diciamo eccellenza mondiale che abbiamo installato in Veneto, a Spresiano, legato al riciclo dei prodotti assorbenti, dei pannolini, che è un'esperienza di assoluto livello mondiale, ma abbiamo altre esperienze di impianti che producono bioplastica, e quindi in sostituzione delle plastiche tradizionali nel delta del Po, vicino Adria, Botterighe, abbiamo un grande impianto che si occupa proprio di questi prodotti e che produce un biopolimero sostitutivo dei polimeri plastici nella produzione di prodotti poi di consumo, e quindi andremo a togliere la plastica, come dicevo, che è uno dei grandi problemi, e ce lo abbiamo qui. Anche questo è un'eccellenza regionale, ma come abbiamo grandi eccellenze nella produzione di impiantistica legata alla capacità di separare i rifiuti e rendere diciamo poi le operazioni di avvio all'economia circolare molto più semplici, ma abbiamo anche grandi eccellenze rispetto alle produzioni di prodotti
come ad esempio le bottiglie di plastica in plastica riciclata, lo abbiamo anche in questo caso nella zona del nord del Trevigiano, aziende che producono impianti capaci di produrre e realizzare bottiglie di plastica 100% in plastica riciclata, cosa oggi impedita dalla legislazione nazionale che obbliga a produrre bottiglie di plastica nel nostro paese con un 50% di plastica vergine, quindi proveniente dal petrolio. Evidentemente questo dovrà essere in qualche modo superato per garantirci di poter utilizzare poi quella plastica che ricicliamo bene, perché siamo bravi a riciclare la plastica, poterla poi utilizzare per produrre correttamente anche un prodotto come la bottiglia di plastica, che ricordo è molto utilizzato ancora nel nostro paese. Noi siamo il secondo utilizzatore di bottiglie di plastica a livello mondiale dopo il Messico, quindi ecco, se potessimo realizzarle il 100% in plastica riciclata sarebbe l'ideale, dato che oggi già importiamo bottiglie di plastica e acqua da altri paesi che già producono bottiglie 100% in PET e che noi poi inseriamo nella nostra catena del riciclo, quindi c'è un'incongruenza che in qualche modo va risolta, e questo è investire nell'economia circolare. Di questo abbiamo parlato con l'assessore regionale e abbiamo chiesto alla regione di impegnarsi, e per farlo certo serve mettere al centro queste imprese, mettere al centro questo ciclo industriale circolare, ma serve anche non autorizzare impianti di incenerimento di rifiuti che invece vanno completamente nella direzione opposta, cioè nel senso dell'economia lineare, che possono dare un messaggio errato ai cittadini, dove purtroppo abbiamo impianti di incenerimento, non raggiungiamo eccellenze nel ciclo della raccolta dei rifiuti, perché è anche un messaggio sbagliato quello di utilizzare l'incenerimento come forma primaria di impegno da parte poi degli amministratori, che sono loro a decidere. Mi perdoni perché per chiarire ai telespettatori, per chi non conoscesse la questione, voi chiedete, se non sbaglio, lo stralcio della linea 3, che è quella della depurazione l'essiccamento e la depurazione dei fanghi. Ci stavo arrivando, perché è un altro grande problema che è stato mischiato in questa situazione e che noi abbiamo chiesto immediatamente di eliminare, perché il tema dei fanghi di depurazione è un tema che non può essere affrontato con richieste impiantistiche che vengono da singoli proponenti, ed è bene ricordare che c'è questa linea richiesta dall'azienda veneziana, da Ecoprogetto, di attivazione di questa linea nell'area di Porto Marghera, ma ci sono almeno altre 3 progettualità che gravitano nell'area di Porto Marghera, sempre legate alla gestione dei fanghi. Allora non possiamo lasciare, per sviluppare un'economia circolare, non possiamo lasciare alla iniziativa di singole aziende che cercano ovviamente di ottenere anche un ritorno degli investimenti, e quindi fanno progettazioni che magari sono fuori scala rispetto alle reali necessità, come è il caso dell'impianto di Fusina, e bisogna ragionare sui fanghi, e per questo abbiamo chiesto lo stralcio di quella linea, per aprire una discussione seria su quello che dovremmo fare nella nostra regione per gestire i fanghi di depurazione, quelli che vengono dal veneziano, quelli che vengono da altri territori che magari hanno anche grandi problemi di inquinanti emergenti, e capire veramente dove vanno messi. Ma per tornare al tema invece dell'economia circolare, abbiamo chiesto anche che la capacità impiantistica richiesta dall'azienda venga ben osservata, perché i numeri, per quanto ci riguarda, per come li abbiamo letti, non tornano. È una richiesta di poter mandare in incenerimento una quantità di rifiuti che non risponde invece all'ottica di economia circolare. Serve ridurre, e lo chiederemo ancora alla Regione, l'autorizzazione rispetto alle 2 linee per la produzione dei CSS, perché serve, come dicevo, lavorare sull'incentivo a una reale economia circolare. Il veneziano deve lavorare molto ancora per migliorare la sua capacità non solo di riciclo, perché oggi è pochi punti percentuali sotto la media, circa 7 punti percentuali rispetto all'obiettivo posto dalla Regione Veneto del 76% da realizzarsi entro il 2020, secondo il vecchio piano rifiuti che è in scadenza, che dovrà essere revisionato, ci auguriamo, con obiettivi ancora più ambiziosi, ma soprattutto per il rifiuto secco residuo, quello di cui abbiamo parlato anche in apertura, cioè quella quota di rifiuto che appunto non può essere avviata all'economia circolare e al riciclo. E allora su quella quota il bacino veneziano oggi, che è intorno ai 160 kg
pro capite prodotti ogni anno di rifiuto secco residuo è abbondantemente sopra i 100 kg pro capite che invece annuali che chiede la legge, la norma regionale, ed è oltre il doppio dei 75 kg pro capite anno che noi abbiamo posto come associazione come obiettivo a quei comuni, per essere, diciamo, in qualche modo riconosciuti, come facciamo ogni anno, come comuni virtuosi, con il titolo di comuni rifiuti free, cioè di quei comuni capaci di abbassare il più possibile la quota di secco residuo. In Veneto abbiamo situazioni di eccellenza e addirittura abbiamo 3 bacini dei rifiuti che stanno sotto i 75 kg pro capite per tutto il loro bacino. Questo a Venezia non succede, sono veramente pochi comuni, sono 13 su 44 nella provincia di Venezia che raggiungono questo obiettivo, e quindi serve prima realizzare una politica operativa la pretendiamo dall'ente gestore e dalla regione, che in qualche modo deve dare le linee di indirizzo. La pretendiamo dal gestore, prima raggiungere gli obiettivi che vengono posti a obiettivo dalla regione, e poi su quello che resterà, diciamo, di secco residuo, capire questo CSS che risulterà poi prodotto, capire dove dovrà andare a essere bruciato, se sarà corretto realizzare un impianto e sarà necessario riaccendere l'impianto di Fusina, si potrà ragionare, ma solo su quote molto più basse, oppure dobbiamo sempre sapere, qui la regione, e torniamo a dire, serve un tavolo, e lo abbiamo chiesto alla regione, oltre a queste cose, un tavolo di concertazione per provare a ragionare su una gestione dei rifiuti regionale che sia ovviamente solidale per tutta la regione e che ci permetta di utilizzare gli impianti che oggi abbiamo. Ad esempio il CSS può andare in cementifici, che sono impianti energivori che hanno bisogno di alimentazione, che oggi vanno a petcoke, a oli combustibili anche più inquinanti, con un fattore inquinante molto più elevato di quanto non lo abbia, diciamo, il CSS, e che magari potrebbero avere quel tipo di combustibile sottraendo altro combustibile più inquinante. Ma questo lo si può fare e decidere solo con una regia regionale. Noi l'abbiamo tradotta così, mi permetto la battuta, abbiamo chiesto, diciamo, alla regione di fare il direttore d'orchestra, perché altrimenti i tanti suonatori di strumenti che abbiamo nella nostra regione, che sono poi gli enti gestori o le aziende che presentano progettualità, magari rischiano di fare degli assoli un po' troppo prolungati o comunque di stonare, come è stato il caso di Ecoprogetto e di Veritas per questa situazione di Fusina. Chiarissimo, davvero, davvero chiarissimo. Grazie al Presidente di Legambiente Veneto, Luigi Lazzaro, per essere stato in nostra compagnia in questo spazio. Abbiamo toccato vari temi, ma insomma era il caso anche di sentire un po' il vostro parere, ecco, su come si sta muovendo il governo, anche insomma dal punto di vista di un rilancio del nostro Paese. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buon proseguimento. Allora, noi andiamo in pubblicità, sì, poi ci collegheremo da Marghera con il nostro Filippo Fois per avere il punto un po' della diretta stampa di Zaia, e poi abbiamo un'associazione Onlus che vi vogliamo far conoscere. A tra poco. Edizione straordinaria, eccoci di nuovo insieme. Allora adesso, come promesso, andiamo a collegarci con Filippo Fois, quello qui lo vedo già sul nostro schermo, collegato da Marghera. Filippo, buongiorno. Buongiorno Anna, buongiorno ai nostri telespettatori. Naturalmente prendiamo la linea come di consueto dalla sede della Protezione Civile Regionale di Marghera, dove si è concluso circa mezz'ora fa il consueto punto stampa, in cui tra l'altro si è parlato anche di ambiente, proprio ricollegandoci al tuo ultimo ospite, il Presidente regionale di Lega Ambiente, l'assessore Giampaolo Bottacine, che oltre che assessore alla Protezione Civile è anche assessore all'ambiente, ha annunciato la prossima pubblicazione di uno studio che è stato effettuato dal Veneto assieme alla Lombardia, al Piemonte e all'Emilia Romagna, quindi le 3 grandi regioni del nord Italia, su quella che è stata la qualità dell'aria durante il lockdown. Come sapete tutto si era fermato, in molti hanno pensato che si fosse ridotto anche l'inquinamento, ebbene invece per quello, insomma, che è stato anticipato pochi minuti fa, non mancano le sorprese, nel senso che sì, l'inquinamento si è abbassato ma non tanto quanto si sperava, cioè non si è azzerato tutto. Addirittura l'assessore
l'assessore Bottacina ha parlato di una tempesta sahariana che si è verificata a un certo punto durante il lockdown, che con la sabbia che è arrivata nel nord Italia ha fatto aumentare il livello di PM10 nell'aria, per cui veramente non ce ne siamo fatta mancare nessuna in questo periodo. E tra l'altro uno studio che calcola anche quanto è inquinata la pianura padana rispetto al resto d'Europa. Ebbene, la pianura padana, per quello che riguarda un calcolo pro capite di quanto inquinamento produce ogni singolo abitante, ha una media più bassa rispetto alla media dei 28 paesi dell'Unione Europea, che tra poco diventano 27 tra l'altro. Però l'inquinamento rimane molto alto perché le condizioni, quelle che si chiamano condizioni geomorfologiche, sono profondamente negative, vale a dire con la cintura delle Alpi la pianura padana diventa una sorta di catino, e col fatto anche che è densamente popolata, per cui insomma una popolazione paragonabile alle grandi aree urbane europee come quella di Parigi e di Londra, che infatti sono assieme a noi tra le aree più inquinate d'Europa. Bene, questa era giusto una piccola parentesi prima di entrare nel merito poi di quelli che sono stati gli argomenti affrontati nel corso del consueto punto stampa, che disegnano una situazione in fieri sotto vari punti di vista, una situazione in cui potrebbero esserci molto a breve, ci saranno parecchie novità. Partiamo da quella che riguarda la data delle elezioni. Come sapete è stato votato il decreto legge sulle elezioni. Non ci sono state sorprese, nel senso che è stata aperta una finestra che va dal 15 settembre al 15 dicembre, entro la quale si voterà non solo per le elezioni regionali, ma anche per il rinnovo di 1500 consigli comunali e poi per il referendum che, ricorderete, è rimasto in sospeso da questo marzo, quello sulla riduzione del numero dei parlamentari. Da questo punto di vista Zaia, che come ha spesso ribadito era favorevole ad andare alle urne a luglio, ha parlato della data del 20 e del 21 di settembre, quindi la prima data possibile, come data migliore per il rinnovo del Consiglio regionale. Però le regioni possono decidere autonomamente la data in cui andare a votare, a differenza dei comuni in cui decide il Ministero dell'Interno. Però da parte della Regione Veneto, come delle altre regioni, si attende di sapere quando è che lo Stato centrale ha intenzione di organizzare quello che diventerebbe poi un election day, in cui vengono messe assieme, vengono sommate tutte queste scadenze elettorali, per cui bisogna ancora aspettare un po' per sapere qual è la data proposta dal governo, e da lì poi la regione si muoverà di conseguenza. Però ecco, l'intenzione è quella di votare il 20 e il 21. Ci sono poi due novità che dovrebbero arrivare a brevissimo, a giorni, su due temi caldi per quello che riguarda le ordinanze anticontagio. Uno è sulle case di riposo e un altro è sul trasporto privato, i cosiddetti NCC. Per quanto riguarda le case di riposo, ha parlato l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin, dicendo che a breve ci saranno nuove disposizioni che limiteranno le restrizioni che finora ci sono state per l'ingresso nelle case di riposo, sia di nuovi ospiti sia dei parenti che vanno a visitare i congiunti. La situazione all'interno delle case di riposo è molto buona, la percentuale di contagiati tra gli ospiti è dell'1%, mentre tra gli operatori sanitari è prossima allo 0%, per cui sono dati che si sono sensibilmente ridotti rispetto al 6%, per esempio, che si registrava tra gli ospiti fino a circa un mese e mezzo fa, per cui ci sono le condizioni per allentare ulteriormente tutte le maglie che fino ad ora avevano stretto, insomma, le case di riposo in una cintura di sicurezza, essendo uno dei talloni d'Achille del virus, che come sapete colpisce prevalentemente o ha soprattutto dei sintomi molto più gravi per quello che riguarda le persone di una certa età. La stessa cosa dicasi per i trasporti privati, gli NCC per esempio, che hanno ancora delle regole particolarmente stringenti e che verranno allentate presumibilmente nei prossimi giorni. Dobbiamo ancora avere un po' di pazienza, anche se poi si pone un problema, almeno è stato posto nel corso dell'incontro di oggi, per quello che riguarda ciò che intendano fare le altre regioni. È stato fatto per esempio di una carovana di pellegrini che debba recarsi in Puglia. In questo caso il trasporto privato, la corriera con la quale si muoverebbero, attraverserebbe diversi territori regionali, e bisogna vedere se tutte queste regioni poi si uniformeranno alle stesse disposizioni che adotterà il Veneto, oppure se ci saranno problemi. Per cui insomma è un argomento in cui bisogna anche sotto alcuni aspetti muoversi di concerto con le altre regioni. Anna.
Filippo, grazie, gentilissimo. Direi che poi insomma alcuni di questi temi li affronteremo ovviamente anche nel corso del notiziario di questa sera, TG Venezia alle 19, TG Veneto alle 18:30, come insomma siamo abituati a vedere. Ha detto anche il Presidente Zaia che c'è un rinvio per quanto riguarda il tema dei trasporti che era stato annunciato ieri, perché insomma le linee guida verranno inviate al Comitato Tecnico Scientifico. In questo senso ha dato dei tempi, perché so che la rivoluzione del trasporto pubblico è molto attesa. Sì, i tempi sono stati dati per quello che riguarda le RSA, per cui non stiamo parlando solamente di case di riposo, ma anche di centri diurni o centri che accolgono persone con delle disabilità. Qui dovrebbe arrivare presumibilmente lunedì. Per quello che riguarda invece i trasporti ancora, almeno che io abbia, da quello che ho capito io, ancora non c'è una data fissata, però vabbè, adesso siamo vicini al fine settimana, insomma la settimana prossima per forza di cose dovranno arrivare tutte queste novità. Grazie Filippo Fois, buon lavoro, grazie per il tuo intervento. Grazie a voi. Grazie. Allora, noi andiamo in pubblicità, poi vediamo se riusciamo a collegarci con Valentina Pennello Onlus e poi proviamo anche a farvi vedere qualche servizio. A tra poco. Eccoci ben ritrovati in onda. Allora, ultima ora che riguarda la strage del 20 gennaio 2017, lo ricorderete, l'autobus che proveniva dalla Francia, tornava a Budapest, che prese fuoco. La Corte d'Assise a Verona ha condannato oggi a 12 anni di reclusione János Verg, l'autista dell'autobus ungherese che si schiantò incendiandosi la sera del 20 gennaio 2017 contro un pilone del cavalcavia dell'autostrada A4 a Verona Est. Nel rogo morirono 17 persone, tra le quali 11 studenti minorenni di un liceo ungherese. Il GUP Luciano Gorra ha riconosciuto ai familiari delle vittime provvisionali per circa 5 milioni di euro. Il bilancio del tragico incidente salì oltre 2 anni dopo a 18 vittime, con la scomparsa di Vicky Grochi, il professore eroe che salvò alcuni studenti dall'incendio ma non poté fare nulla per salvare i suoi figli. Ecco, è arrivata dalla Corte d'Assise la condanna a 12 anni di carcere. Vi facciamo vedere adesso il servizio che racconta la rabbia del presidente di Ascom Confcommercio di Treviso per quanto riguarda la grossa distribuzione e tra l'altro il fatto che molti ipermercati siano tanti nel territorio ma soprattutto ancora troppo vicini, e poi il tema è ancora quello delle aperture la domenica. Non possiamo assassinare il nostro territorio. Uno slogan che vale una battaglia. Quella che sta portando avanti il presidente dei commercianti, Federico Capraro, contro la diffusione sfrenata di supermercati e centri commerciali. Troppi e troppo vicini, e non solo per l'Ascom. Troppi supermercati, e infatti con il vice sindaco De Checchi stiamo ristudiando il piano relativo alle aree commerciali. È un piano che non è di certo nato con questa amministrazione, è frutto di ragionamenti del passato. Logiche decisamente diverse da oggi, soprattutto dopo l'esperienza delle chiusure causa coronavirus. Non c'è giustificazione a questi numeri, non c'è un'esigenza, lo abbiamo visto anche durante questa emergenza, qual è stata la ricerca del negozio di prossimità, del negozio di vicinato. Su questo credo che si debba uscire dall'alibi che sotto determinate metrature un'amministrazione comunale non possa fare nulla, e invece ci debba essere un'assunzione di responsabilità tra amministrazioni contermini e un intervento regionale che miri a risolvere questo problema. Ma il presidente Capraro va oltre, coinvolgendo nella battaglia anche le riaperture domenicali. Mi sembra che non riusciamo a cogliere gli spunti che questa emergenza ci ha posto davanti. Abbiamo visto che si può benissimo vivere senza necessariamente andare a fare la spesa di domenica, sono cambiati dei ritmi. Ecco, cogliamo quello che di buono è emerso e riorganizziamo la nostra vita anche lavorativa tenendo conto che c'è spazio e possibilità per fare tutto senza eccedere, come prima avveniva. Così Capraro, non ci sono nuove notizie che vi dobbiamo dare, sono le 14:25, questa edizione termina qui, ci rivediamo alle 17:30. Grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci.